Bene, buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale solitamente con l'appello. Prego, segretario. Bortolotto Giulia, Braido Fabio, Braido Giovanni, Caldarta Antonella, Carnelos Graziano, Cutifani Irene, Dareggian Antonio, De Bastiani Alessandro, Denardi Marta, Errante Lorenzo, Posocco Gianluca, Toffoli Thomas, Tonon Roberto, Euliana Antonella. Siamo tutti presenti. Scrutatori. Allora, i scrutatori, Posocco, Bortolotto e Bassetto. Grazie. Bortolotto e Bassetto. Comunicazioni. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Interrogazione a risposta orale pervenuta dai consiglieri comunali Caldar, Posocco, Uliana su situazione e sicurezza in città. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Premetto che questa interrogazione l'avevamo presentata il 25 febbraio e quindi nel frattempo sono anche intervenuti dei cambiamenti. Comunque è abbastanza attuale e la nostra è una proposta, anzi sono due proposte operative che speriamo possano contribuire alla soluzione o perlomeno di metterci tutti sulla buona strada per avvicinarci ad una soluzione su questo tema appunto della sicurezza in città. Allora, le premesse sono che nelle settimane, parliamo del 25 febbraio, quindi delle settimane del mese di febbraio, si è assistito ad una progressiva situazione di aumento della violenza diffusa in città, sia per l'ormai consolidata presenza di gruppi di giovani in zone centrali, che per finora inediti, allora, episodi singoli ma gravi di aggressione a ignari cittadini in luoghi diversi della nostra Vittorio Veneto. Citiamo l'aggressione all'esterno dell'hamburgeria del King Pub del 27 gennaio, tra l'altro non so se poi si sia risolta la soluzione, ma ho appreso dai giornali che il gestore poi ha deciso di chiudere il locale in orario di pranzo, proprio per la presenza insistente di balordi e lamentava anche, non so appunto se poi sia stata risolta, la non risposta ancora da parte dell'amministrazione comunale della concessione di quella isoletta diciamo antistante al locale per poterla usare a favore dei propri clienti. Successivamente poi c'è stata quell'aggressione personale ad un cittadino che stava rientrando a casa, vi ricordate, in zona Stadio Barison, e poi la lite in zona Viale Vittorio Emanuele, che si è conclusa purtroppo con lesioni gravi ai due dei contendenti, che tra l'altro non ci ha neanche fatto fare una bella figura perché siamo finiti sulle reti nazionali, insomma, e sembra che Vittorio Veneto sia un luogo di violenza e basta. Inoltre, da notizie di stampa, abbiamo all'epoca saputo che la sindaca aveva allora incontrato sia il prefetto che gli amministratori di altri comuni limitrofi
e appunto in quell'occasione era stata segnalata la difficile situazione che si era creata in città e che a seguito di tale incontro il prefetto avrebbe dichiarato che il livello di illiceità a Vittorio Veneto sarebbe tra i più bassi della provincia, che comunque sembra possa essere garantita la sicurezza con l'assegnazione delle 3 unità al comando a caserma dei Carabinieri Vittorio Veneto che poi effettivamente sono entrate in servizio. Inoltre c'è una percezione di insicurezza tra i cittadini che appare in aumento di giorno in giorno, e questo non è cambiato, con segnali che arrivano direttamente dal territorio, denunce su stampa, sui social, segnalazioni personali anche nei gruppi di controllo di vicinato, e anche, che a mio parere insomma è una situazione da tenere sotto controllo, la costituzione di gruppi autogestiti di controllo quartierale. Ho letto di un gruppo che è nato in zona Meschio-Costa. Ecco, tra l'altro come precedente amministrazione noi avevamo avviato un programma per la realizzazione di un vero e proprio sistema diffuso di vigilanza territoriale tramite telecamere e videosorveglianza, programma che all'epoca era stato aspramente criticato dall'allora minoranza, oggi maggioranza, nello specifico dagli ex consiglieri De Bastiano e Bagliana, come da Consiglio Comunale del 13 maggio 2020, che avevano dichiarato meno telecamere, più promozione turistica, così denunciando il progetto come spreco di denaro pubblico che meglio sarebbe stato investito invece in promozione del territorio. Ad oggi tale progetto non ha ancora visto la sua attuazione, anche se oggi nella variazione di bilancio mi pare ci sia un aggiornamento, un'integrazione. Insomma, speriamo che ci sia e che questo progetto prenda effettivamente il via, perché riteniamo sia essenziale. E tra l'altro non ci risulta abbiano avuto seguito concreto né alcuna applicazione le ripetute dichiarazioni dell'assessore al sociale di voler coinvolgere operatori di strada per avvicinare i balordi che occupano ormai in pianta stabile alcune zone della città, la cui destinazione evidentemente sarebbe quella di ospitare famiglie, bambini e persone che vogliono godere della nostra città. Tutto ciò premesso, chiediamo al sindaco come intenda attivarsi per frenare il diffondersi di altri atti di violenza sul nostro territorio, sia con le forze in essere del Comune, Polizia Municipale, servizi sociali e servizi educativi, che in sinergia e collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio, partendo dalla presenza in strada della nostra Polizia Municipale, troppo occupata purtroppo da questioni burocratiche che dovrebbero invece essere demandate a personale amministrativo. Chiediamo anche se sul piano della prevenzione non ritenga opportuno lavorare ad un piano di diversificazione degli interventi sociali che vadano ben al di là della presenza di operatori di strada, in considerazione di alcuni dati oggettivi sulla popolazione e sulla presenza di famiglie vulnerabili. Questi dati: nel nostro distretto, a fronte di 210.000 abitanti, circa 60.000 risiedono nel cosiddetto sottoambito del Vittoriese e per il 10% si tratta di stranieri. Il 15% di questa popolazione è di minori, mentre la percentuale di minori nella fascia degli stranieri è del 14%. Fra tutti, 900 sono le famiglie che hanno richiesto il reddito di cittadinanza e di queste 107 sono famiglie con minori. Che cosa deduciamo da questi numeri? Che le famiglie a rischio emarginazione sono un numero elevato ed è facile che proprio al loro interno si creano situazioni di disagio legati a problemi economici, ma anche ad emarginazione, ad isolamento sociale, a conflittualità, a problemi sanitari, a problemi abitativi di vario genere. Ora, se le cosiddette famiglie fragili sono già note e in carico ai servizi socioassistenziali, non altrettanto succede per le famiglie cosiddette multivulnerabili, per le quali vanno attivate politiche di prevenzione, cioè quelle famiglie che non sono ancora state inquadrate e quindi messe nella rete di prevenzione, sono a rischio, diciamo, sono in questa borderline, no? In questa zona grigia. E vale la pena ricordare, questo è molto importante da sapere,
che da alcuni anni sono stati approvati i cosiddetti LEPS, cioè livelli essenziali di prestazione sociale, cioè livelli minimi a cui tutti i cittadini hanno diritto di accedere. Noi siamo abituati a sentire parlare dei LEA, i livelli essenziali di assistenza legati alla sanità. Ora invece non ci sono più appunto solo i LEA, ma finalmente è stato riconosciuto il livello minimo di assistenza obbligatorio per tutti anche a livello di benessere sociale. Bisogna quindi prevenire i bisogni di queste famiglie multivulnerabili, intercettandole attraverso quello che a mio parere deve essere un vero e proprio sistema sociale di collaborazione tra gli enti pubblici, tra le associazioni, gli enti privati, in un nuovo ma efficace paradigma. Cambiano i tempi, cambia anche la modalità di intervento. Bisogna quindi garantire equità a tutti, valutando le singole situazioni familiari per poi accompagnare queste famiglie, definendo i progetti personalizzati e con le stesse condivisi. Tutto ciò oggi è possibile grazie anche a fondi europei come quelli del Fondo Sociale Europeo del settennio 21-27, che per la prima volta vedono fondi destinati alla fragilità familiare e che la nostra regione ha saputo ottenere e ben finalizzare allo scopo, come da DGR 69 del 23. Fondi che sono a disposizione anche del nostro comune attraverso l'ATS ovviamente, ma che andranno finalizzati ad un lavoro strutturato e condiviso con tutto il territorio. Quindi la nostra prima proposta è proprio quella di lavorare sulle cosiddette famiglie multivulnerabili. Seconda proposta. Sta andando un po' lunga. Scusate, vabbè, ho finito 3 righe. Oltre alla prevenzione, chiediamo alla sindaca se non ritenga opportuno allargare la collaborazione al controllo del territorio. Infatti, sebbene i carabinieri in forza nel nostro distretto stiano evidentemente intensificando la loro presenza sul territorio, cosa di cui tutti noi siamo loro grati, riconoscendo gli sforzi organizzativi e l'attenzione con cui opera giornalmente, riteniamo che sia giunta l'ora di allargare il presidio del nostro territorio anche alla Polizia di Stato, attualmente presente a Conegliano con un commissariato di pubblica sicurezza, la cui competenza non include però l'area del Vittoriese, ma che potrebbe e dovrebbe essere trasformato in un distretto di polizia, allargandone così la competenza anche al nostro comune. Del resto, proprio nel vicino comune di Conegliano è stata proprio questa collaborazione tra le forze dell'ordine che hanno riportato il decoro nella zona, sappiamo altrettanto difficile, del Biscione di Conegliano. Queste le nostre 2 proposte. Grazie. Grazie, consigliere Caldart. Risponde. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio la consigliera Antonella Caldart per l'interrogazione che ci dà anche l'opportunità di ritornare sull'argomento. Abbiamo già discusso nel precedente Consiglio Comunale, ma è giusto approfondire questo aspetto tanto importante per la nostra città. Allora, come da lei evidenziato nella sua interpellanza, il 5 febbraio abbiamo preso parte al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica composta dal prefetto, questore, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, e abbiamo relazionato rispetto appunto alla recrudescenza legate ai furti nelle abitazioni, nelle attività commerciali e alcuni episodi di violenza, pur evidenziando che la città mantiene complessivamente un buon livello di vivibilità. Dall'incontro è emerso che i dati confermano un aumento dei furti in abitazione nell'ultimo anno appena trascorso, in un quadro generalizzato che investe tutto il territorio nazionale, ma che vede comunque la provincia di Treviso far registrare l'aumento minore in termini percentuali rispetto alle altre province del Veneto. È stato rimarcato che Vittorio Veneto, come dicevo, risulta, e come ha detto anche la consigliera, la città in provincia col minor indice di illiceità, e comunque si invitano i cittadini a denunciare con tempestività ogni possibile minaccia di cui vengono a conoscenza per mettere le forze dell'ordine nella condizione di intervenire immediatamente. In provincia si registra un importante aumento di chiamate al 112, tale aumento non viene registrato nella nostra città. Ora, non voglio minimizzare sugli ultimi episodi di aggressioni che si sono verificati nei mesi scorsi, ma non è
né onesto intellettualmente né nell'evidenza dei fatti dire che si tratti di eventi inediti nella nostra città, come si vuol far passare. È sufficiente ricercare le notizie di tali fatti riportati sulle testate giornalistiche per capire che questa situazione si protrae purtroppo da parecchio tempo. A titolo di esempio leggo solo le date di alcuni degli articoli riguardanti vandalismi, risse o aggressioni negli ultimi 5 anni: aprile 2019, giugno 2020, dicembre 2021, marzo 22, giugno 23, gennaio 24, maggio 24, e queste sono solo alcune. Ciò premesso, come amministrazione comunale siamo fortemente impegnati ad attuare tutte le azioni per prevenire e contrastare qualsiasi forma di comportamenti illeciti. Le misure concrete adottate dalla Giunta da luglio 24 sono un costante dialogo e confronto con il comandante del Comando dei Carabinieri di Vittorio Veneto e col comandante della Compagnia dei Carabinieri Stazione di Vittorio Veneto. In termini di investimenti sono stati stanziati 400.000 euro per la fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza e lettura targhe, con la finalità di monitorare alcune aree pubbliche e le principali vie d'accesso. Il progetto è già stato appaltato, ma da un mese, da parecchio tempo, cioè ormai da un mese, e la ditta specializzata prevederà l'installazione di 7 nuove telecamere di videosorveglianza e 22 telecamere di lettura targhe, con l'implementazione dell'attuale sistema che già conta di numerose telecamere. Tale attività di videoregistrazione supporterà le forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità. Ricordo che tale progetto era inserito fino al 2021 nel piano programmatico della precedente amministrazione, ma mai portato a termine. Ecco. A 6 mesi dell'insediamento dell'attuale amministrazione, a dicembre 24, sono stati assunti 3 nuovi agenti della polizia locale. A breve verrà assunto un 4º agente del comune di Tarzo, essendo il nostro servizio associato. Il totale degli agenti della polizia locale passerà da 15 a 19 unità. Giusto ricordare che la competenza del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza compete alle forze dell'ordine. La polizia locale ha funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, ausiliare di pubblica sicurezza solo su incarico del prefetto, sicurezza urbana e territoriale limitata. La presenza dei nostri agenti in città è sempre stata garantita. Abbiamo chiesto e ottenuto una maggior presenza di pattuglie a piedi. È stato da poco rinnovato il protocollo provinciale del controllo del vicinato, attuato dalla precedente amministrazione. La scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, abbiamo convocato una riunione riservata ai solo coordinatori dei vari gruppi cittadini e cercheremo di incrementare questo servizio. Ricordo però che i cittadini iscritti ai gruppi regolamentati possono segnalare gli aspetti problematici o sospetti del loro quartiere. I rapporti tra cittadinanza, istituzioni e forze dell'ordine sono tenuti dal coordinatore. Ai cittadini è vietato qualsiasi tipo di intervento che spetta solamente alle forze dell'ordine. Inoltre abbiamo iniziato a lavorare ai cosiddetti patti di collaborazione, ossia un accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi o associazioni e un soggetto pubblico, in questo caso il nostro comune, definiscono i termini di una collaborazione per la cura dei beni comuni, materiali e immateriali, naturalmente dopo aver approvato un regolamento specifico. Sul piano della prevenzione, consigliere, dato per assodato che i servizi sociali si occupano di elaborare misure per la prevenzione, la riduzione o, nella migliore delle ipotesi, l'eliminazione delle condizioni di disagio di natura economica e sociale, ci troviamo ad operare in una congiuntura storica estremamente complessa, come da lei evidenziato. Una complessità che si rispecchia in una società molto differenziata, ad alta soggettività, che ha reso più stringenti alcune patologie sociali, quali la precarizzazione del lavoro, la povertà, le disuguaglianze sociali. Accanto a questa complessità dobbiamo registrare un costante aumento di richieste di aiuto, a fronte di risorse economiche limitate e insufficienti che costringono alle volte a scegliere su quali fronti intervenire. La diversificazione degli interventi sociali, che comunque c'è, è naturalmente e ovviamente alla base di qualsiasi programmazione politica e finanziaria che tenga conto di tutte le linee già in atto, delle nuove possibilità offerte dalla dimensione di ambito territoriale e che rimane aperta a modalità di intervento originali da studiare, sperimentare e attivare.
ad esempio la partecipazione della cittadinanza a rischio emarginazione a progetti sociali comunali, l'attivazione dei patti collaborativi per dare spazio a idee e risorse del territorio, la creazione di nuovi luoghi dove favorire la vicinanza, l'ascolto e la conoscenza dei giovani, l'ampliamento dell'offerta abitativa per categorie fragili attraverso progetti di collaborazione pubblico-privato. E su questo ci stiamo anche lavorando. Crediamo in un modello di welfare che non si limiti ad essere protettivo ed assistenziale, ma che sappia coinvolgere il cittadino rendendolo parte di un percorso personalizzato e condiviso. Questo approccio, già attuato dai nostri servizi sociali, e lei ne sa qualcosa, è molto più impegnativo e non sempre trova la collaborazione degli utenti, ma è lo sforzo necessario perché gli interventi abbiano un'efficacia migliore, soprattutto in una prospettiva di crescita e affrancamento del sostegno. È necessario, anzi indispensabile, un lavoro congiunto, come ha evidenziato lei, tra tutti i soggetti coinvolti nei processi di presa in carico delle persone fragili, ognuno per le proprie competenze, ma con un vero approccio collaborativo e multidisciplinare. Innanzitutto con i servizi specialisti sanitari, Dipartimento Dipendenze, Salute Mentale, Servizi Età Evolutiva e Disabilità, e su questo anche qui ci stiamo lavorando, perché sempre più spesso si riscontrano diagnosi complesse dove la fragilità di un soggetto sono molteplici e rendono l'intervento più difficile e articolato. Con il mondo della scuola, il primo attore nell'intercettare e segnalare situazioni a rischio o di disagio, ma anche soggetto privilegiato nella relazione con le famiglie e con i giovani, con il quale già si attuano molti programmi di formazione e prevenzione su larga scala, ma anche costruiti su misura per specifiche situazioni interne. Interlocutori fondamentali sono naturalmente gli enti del terzo settore, tra i principali erogatori dei servizi sociali. Al di là dei discorsi retorici, crediamo ci sia bisogno di ricoprire e valorizzare quel senso di responsabilità collettiva che ci rende tutti partecipi dei bisogni e delle fragilità della società senza demandare solo alle istituzioni la risoluzione dei problemi. Dopodiché, magari non vado lunga, però ho come esempio il progetto finanziato dalla DGR 69 del 2003 a livello di ambito, di cui magari lei sa naturalmente velocemente, rivolto a persone a rischio di esclusione sociale, in particolare di nuclei familiari multivulnerabili con minori, finanziato dalla Regione con fondi sociali europei. Dopo aver creato un progetto personalizzato da un'equipe multidisciplinare, vengono attivati servizi di sostegno alla genitorialità e all'organizzazione familiare, che garantiscono alla famiglia un accompagnamento e che permette ai genitori di rispondere più positivamente ai bisogni di crescita dei loro figli. Il progetto prevede che le famiglie siano sostenute nel contesto della comunità locale attraverso il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che forniscono un complesso di interventi con un'assunzione di responsabilità collettiva finalizzata ad assicurare la sicurezza e il migliore sviluppo possibile dei bambini. Per quanto riguarda i LEPS, li salto. Ecco, sì, grazie. Per ciò che concerne il controllo del territorio, l'altra proposta che avete fatto, siamo consapevoli che una maggiore presenza delle forze dell'ordine sia utile per evitare il verificarsi dei fenomeni di indiscussione. Attualmente nel territorio vittoriese agiscono la compagnia del comando dei carabinieri di Vittorio Veneto con la stazione dei carabinieri di Vittorio Veneto, il nucleo radiomobile, la stazione dei carabinieri di Cordignano, Cisova al Marino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Col San Martino. Da poco c'è stato un aumento di 10 unità di militari in servizio, nello specifico 3 unità nella stazione di Vittorio Veneto. Per ciò che concerne l'allargamento del presidio del nostro territorio, anche della Polizia di Stato, attualmente presente a Conegliano con un commissario di pubblica sicurezza, condividiamo la richiesta di trasformarlo in distretto di polizia, tra l'altro ho sentito il comandante, con un conseguente aumento degli agenti di polizia, allargando quindi la competenza anche al nostro territorio. Detto che sarà difficile arrivare a questa soluzione, porremo questa richiesta direttamente al Ministro Nordio, che prossimamente sarà in città, grazie all'interessamento del consigliere Toffoli, anche se non direttamente competente in materia, e ai parlamentari rappresentanti del nostro territorio. Nel mentre, con cadenza mensile, abbiamo predisposto un incontro tra polizia locale e i responsabili del servizio delle politiche sociali del nostro comune, che si interfaccerà anche con le altre forze dell'ordine per monitorare i fenomeni di disagio sociale che molte volte producono condotte antisociali
che possono andare dalla devianza ai comportamenti antisociali, alla delinquenza e alla microcriminalità. Sono convinta che la sicurezza in generale la libertà di ciascuno di noi di trovarsi al sicuro in qualsiasi ambiente è per tutti un diritto che debba essere garantito dallo Stato e da tutti gli organi competenti. E su questo principio vi assicuro che il nostro impegno come amministratori è massimo. Grazie. Grazie Sindaco. Antonella Callart ha 3 minuti per la replica. Grazie Sindaco. La ringrazio per aver specificato i 2 punti che abbiamo proposto e vedo che c'è conformità di finalità sia diciamo nel pacchetto sociale, che era esattamente quello che avevo citato io, la DGR 23, che è quella appunto che mette a disposizione i fondi per questa presa in carica delle famiglie multivulnerabili, che come ho detto sono ben diverse da quelle fragili, e anche per tener conto della nostra proposta di allargare al distretto di polizia l'attuale diciamo, presidio di Conegliano. E l'unica cosa che mi dispiace un po' è stato il suo inizio, così sembra quasi che come dire, i problemi esistevano già, cioè nessuno pensa che i problemi siano nati oggi ovviamente, cioè noi non siamo contro, noi nel nostro ruolo di consiglieri comunali ci poniamo a fianco, quindi pensiamo che di prendere atto di quello che c'è oggi, ma senza negare ovviamente perché quello che c'è stato prima è quello che ci sarà domani, però tutto ciò che un consiglio comunale, che sia maggioranza o minoranza, può fare, penso sia importante per la sicurezza poi complessiva di tutti. Grazie, quindi sono soddisfatta della sua risposta tenendo presente appunto questo dettaglio che non siamo contro ma siamo al vostro fianco in questo. Grazie. Grazie consigliere Callart. Vedo che il consigliere Toffoli chiede la parola ma non è prevista, può replicare solo il consigliere che ha proposto l'interrogazione. Il regolamento prevede questo. Quindi adesso passo al terzo punto dell'ordine del giorno. Chiudo questa e apro questa. Interrogazione, risposta orale del consigliere Giovanni Braido in merito all'intenzione dell'amministrazione dell'acquisto di alcuni immobili del condominio Quadrilatero. Prego consigliere, la parola. Io faccio un'unica interrogazione, così perdiamo meno tempo. Una richiesta preliminare, visto che ho il tempo per parlare, chiederei al Presidente di sollecitare l'amministrazione a fare qualche consiglio comunale in più, visto che sono passati 2 mesi e mezzo e sinceramente per quello che contiamo probabilmente bastano, però credo che sarebbe opportuno per democrazia che vi fosse la possibilità. Non so come si sono comportate le amministrazioni precedenti, quindi lo dico non per partito preso, ma credo che insomma 1 mese e mezzo, ogni mese e mezzo, un consiglio comunale bisognerebbe farlo, anche perché dimostra ciò che un'amministrazione fa. Se non ci sono consigli, probabilmente l'amministrazione non lavora molto. Detto questo, la richiesta che io faccio riguarda il piano commerciale, nel senso che abbiamo visto che anche l'asta dell'Hotel Terme è andata deserta. Non chiedo ovviamente miracoli, perché sappiamo benissimo quella che è la situazione a Vittorio Veneto. Ricordiamo che quando c'era il buon Tonino Palazzi avevamo sicuramente un grande fiore all'occhiello a Vittorio Veneto, era un albergo riconosciuto, rinomato, non dico in tutta Italia, ma quasi. Questo a dimostrazione che i privati servono, sono importanti per dare, come dire, un aiuto all'amministrazione.
Per quello che riguarda invece il quadrilatero, la mia proposta, per quanto giustamente anche qualche mio candidato mi diceva sì, è vero che si possono agevolare l'apertura di negozi, ma se non c'è movimentazione, ovviamente i negozi te polverzigen quanti che te vuol, che utenza ce n'è poca. Però è anche vero che può rientrare anche una questione sicurezza, specialmente per il quadrilatero, ma non solo per il quadrilatero, il fatto che il comune acquistasse un paio, 2 o 3 negozi, come è stato fatto in affitto sotto campagna elettorale, dove appunto i partiti hanno come dire, riempito di colore, diciamo, il quadrilatero, e credo che sulla linea, come ho detto, delle filande, che per gli artigiani sappiamo ci sono canoni agevolati per poter lavorare, quindi per poter poi essere autonomi, credo che questo comune avrebbe la possibilità economica per acquistare alcuni immobili e darli a una tariffa agevolata a chi volesse aprire un'attività a Vittorio. Poi concludo dicendo che bisogna anche che questa amministrazione, secondo me, guardi quello che vuole fare da grande, cioè se vuole un rilancio commerciale, se vuole un rilancio culturale, se vuole un rilancio sportivo. E sul rilancio sportivo non si fanno, come su altre cose, grandi riunioni di progetti, perché come per le commissioni vuol dire perdere tempo, e credo che sarebbe opportuno, come dire, al di là del dup dip dop, sapere, avere poche idee ma chiare e centrare il bersaglio. Grazie. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Denardi. Sì, rispondo io sulla questione quadrilatero, poi sul Terme risponderà direttamente la sindaca. Pregiatissimo consigliere, come certamente sa, dal 2020 è decaduto il vincolo di indisponibilità e indilazionabilità in tema di acquisto di beni immobili da parte degli enti locali. Nonostante ciò, la giurisprudenza contabile ritiene che permanga la necessità che la sottoscrizione di contratti di compravendita avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento, 97,2 della Costituzione, e dell'equilibrio di bilancio, 97,1 e 119,1 della Costituzione. Il principio di buon andamento, letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio, vincola l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone, ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L'autonomia negoziale degli enti locali soggiace inoltre al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1,1 legge 241 del 90, è necessario pertanto che il Comune svolga e dia atto di un'approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto di un bene immobile, in relazione anche ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e ai benefici dell'operazione. Ora, il Comune di Vittorio Veneto è titolare del diritto di proprietà relativamente a un cospicuo numero di immobili, sui quali con estrema difficoltà si riesce, e purtroppo peraltro solo in alcuni casi, a operare un'adeguata e decorosa manutenzione, in parte anche in ragione dei vincoli di spesa corrente che per molti anni ha ingessato il bilancio, anche per via della vicenda tristemente nota dei derivati sottoscritti nel 2005 e nel 2006. Solo a titolo di esempio, l'ultimo acquisto immobiliare rilevante da parte del Comune, il Teatro da Ponte, per i soli interventi di manutenzione nel secondo semestre del 2024, ha comportato interventi da parte di ditte esterne per oltre 135.000 euro. Ciò senza quantificare gli interventi operati direttamente dal personale dipendente del Comune, e il tutto dopo un acquisto di fine dicembre 2023 per 2,5 milioni di euro. Si tratta solo dei lavori più urgenti che inficiavano l'utilizzabilità legale dell'immobile. Altri dovranno essere effettuati in seguito.
Ho evitato per evidenti motivi e ovvi di fare riferimento all'acquisto dei terreni dell'ex Cava Forcal, uno degli l'ultimissimo acquisto, che rappresenta una vicenda completamente diversa, che include anche un contenzioso trentennale con gli ex proprietari. A oggi, solo per indicare le priorità, o le urgenze o le emergenze, come le vogliamo chiamare, abbiamo un elenco di spese da sostenere che va oltre i 2 milioni di euro per la manutenzione dei beni immobili. Sede dell'Agenzia delle Entrate, va rifatto il tetto, 200.000 euro. Ex macello comunale, 50.000 euro. Palazzetto dello Sport, 400.000 euro per il rifacimento della copertura. Manutenzione straordinaria dell'immobile di via Carducci. Abbiamo fatto solo un intervento in questi giorni, l'ennesimo rattoppo, ma va preso completamente per mano, altri 300.000 euro. Manutenzione straordinaria della copertura di Palazzo Torres, dove piove dentro da anni, 50.000 euro. Manutenzione straordinaria del tetto del Da Ponte, altri 40.000. Intervento di ristrutturazione dell'edificio ex ATM, altri 250.000 euro. Parco Papadopoli, 60.000, sto parlando del parco. Palasport, impianto antincendio, 600.000 euro. Adeguamento del polo museale di Serravalle, 40.000 euro, poco più, fortunatamente già finanziati. Adeguamento del riscaldamento e condizionamento del Museo del Bacco da Seta, 130.000 euro, finirà nella variazione che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale fra qualche minuto. Sistemazione delle aree attrezzate dei parchi, 17.800 euro. Però potremmo citare le piscine, infatti citate anche lei di fatto prima, Villa Papadopoli, la villa, gli infissi del Palazzo delle Poste, l'intero municipio, per non parlare dell'edilizia residenziale pubblica. Qualcuno mi faceva notare che sulle sedie di questo Consiglio Comunale, su una delle sedie di questo Consiglio Comunale, si è seduto da vescovo Papa Luciani, ma rischieremo di star qui a parlarne, penso, fino a domani, forse dopodomani. Ovviamente le sedie di questa stanza non rientrano tra le priorità, a scanso di equivoci. L'ente pubblico locale nell'acquisire immobili generalmente deve farlo quindi per scopi istituzionali o funzionali, ovvero per soddisfare esigenze legate all'amministrazione pubblica, come la realizzazione di opere pubbliche o l'acquisto di beni strumentali per il proprio funzionamento. Pare quindi assai complicato che un acquisto del genere possa corrispondere ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza contabile. Comunque, ritornando allo specifico dei locali commerciali del Quadrilatero, tra le tante altre considerazioni che si possono fare sul tema, a titolo solo di esempio va rilevato, non secondariamente, che per stessa ammissione pubblica da parte del mondo commerciale vittoriese, era sulla stampa qualche settimana fa, i canoni di locazione di molti dei locali attualmente sfitti in città è veramente irrisorio e non determina il vero limite e il vero condizionamento all'avvio o al mantenimento di attività commerciali. Essendo condomino di quel condominio, peraltro, sa certamente che i condomini, quindi anche il comune, si sono spontaneamente impegnati all'ultima assemblea condominiale a farsi carico del rifacimento dell'impianto di illuminazione della galleria, nonostante il regolamento condominiale preveda che tale onere sia a carico dei negozi, quindi sgravandoli anche da questo ulteriore peso al fine di agevolare il più possibile una situazione decorosa, dignitosa e che stimoli la presenza delle persone all'interno dell'area. Colgo comunque l'occasione di rappresentare a lei e a tutto il Consiglio che insieme alla Sindaca in questi giorni abbiamo incontrato con Ascom, Confcommercio, lo studio professionale che supportò l'amministrazione nel 23 per la procedura di riconoscimento del distretto del commercio. Infatti purtroppo a seguito del riconoscimento non è stato a oggi ancora possibile attivare materialmente le attività di distretto, posto che seppur riconosciuto il nostro distretto non è stato oggetto di finanziamento da parte della Regione. Era un meccanismo interno al bando del 23 che escludeva automaticamente dal finanziamento chi veniva riconosciuto all'interno di quel bando e da allora la Regione, non è colpa di nessuno se non un dato di fatto, da allora la Regione non ha più emanato bandi di finanziamento, appare probabile che il prossimo bando di finanziamento si avvierà entro la fine del 2025. Conseguentemente a breve l'amministrazione convocherà un incontro con tutti coloro che collaborarono al riconoscimento del distretto nel 23 per illustrare le probabili nuove caratteristiche del futuro bando. Ci sono state delle modifiche normative, infatti, che di certo comporteranno che non potrà più essere l'amministrazione a fare il capofila, come è successo nei bandi finanziati in precedenza,
ma che dovrà essere un privato a fare da capofila. Cercheremo di coinvolgere fin da subito non solo tutti coloro che sono stati parte della procedura di riconoscimento, ma anche altri soggetti, per verificare la possibilità di partecipare nel modo migliore possibile al bando di quest'anno, con la speranza di riuscire a ottenere un finanziamento che serva alle attività commerciali del territorio. Grazie. Grazie. Assessore, il consigliere Braido ha la facoltà di rispondere. Ha fatto tutte e due in una. Ha fatto tutte e due in una. Vabbè, se vuole replicare. Sono serenamente rassegnato. Ecco, consigliere. No, e nel senso le sue valutazioni sono corrette, però il problema è che lo stato di fatto ci fa indurre nella scelta di questa situazione. Detto questo, per quanto riguarda il Terme, sappiamo le cose che sa lei e che ha letto sulla stampa e nulla in più. Auspichiamo naturalmente che col ribasso d'asta ci sia un interesse da parte di qualche imprenditore, anche perché dai dati delle presenze dei turisti in città e nell'Interland del Vittoriese, con la questione anche dell'UNESCO, questi dati sono in aumento anche esponenziale. Quindi, voglio dire, ci sarebbero tutti i presupposti, dal mio punto di vista, perché un albergo di questa importanza potesse essere aperto e potesse essere anche fruttuoso. Detto questo, fra un po' ricordiamo che si concluderà anche la ristrutturazione dell'ex cartiera Galvani, anche là ci sarà un albergo con una disponibilità di 80 posti, però sono convinta che il nostro Terme, l'albergo Terme, debba ritornare agli splendori, insomma, di quello che è stato il passato, anche per dare vitalità al centro. Sul discorso del commercio, naturalmente siamo di fronte a una situazione così a carattere generale assai difficoltosa per vari elementi, per vari ambiti, per varie situazioni. Naturalmente, come ha detto prima l'assessore Denardi, cerchiamo anche di confrontarci continuamente con le associazioni di categoria e appunto attuare quella che dovrà essere una strategia commerciale. Grazie. In ogni caso, da parte nostra saremo disponibili a favorire ogni iniziativa per garantire appunto la riapertura dell'albergo. Un attimo, che chiudo e apro la sua. Prego. A parte che secondo me dovrebbero esserci 2 agenti di polizia municipale in consiglio, come lei sa Presidente. Tanto per dare un esempio, se uno non rispetta un consiglio comunale, lo si prende per l'orecchio e lo si porta fuori e lo si denuncia anche. Cominciamo, no? È un piccolo esempio di come funzionano le cose qui. Grazie consigliere. Allora, allora passiamo al punto 5, l'interrogazione orale del consigliere Gianluca Posocco. Perché no? Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La mia interrogazione riguarda il servizio a chiamata che MOM ha cominciato con la sperimentazione il 7 gennaio 2025. Vorrei fare una premessa su questo. Negli anni scorsi, durante interlocuzioni con MOM, per quel che riguarda il nuovo assetto di percorsi urbani, specialmente per quel che riguarda
le nuove linee che a MOM si erano proposte, come la linea per la zona industriale o per le piscine, per esempio. MOM invece illustrava a noi una possibilità di sperimentare il cosiddetto servizio a chiamata, in quanto da effettivi dati oggettivi, nel senso che in molte ore del giorno in città gli autobus effettivamente giravano vuoti, avevano la necessità appunto di ridurre le corse, però ci presentarono questo servizio, il servizio a chiamata, che a detta loro avrebbe garantito e andava incontro maggiormente alle esigenze degli anziani e delle persone più fragili. Quindi, a secondo loro, questo servizio avrebbe migliorato la condizione dei trasporti in città. Anche poi questa amministrazione ha consentito alla sperimentazione di questo cosiddetto servizio a chiamata. Poi però, dopo 2 mesi, oggettivamente abbiamo visto che il servizio presenta tantissime criticità che sono emerse anche durante gli più incontri fatti con la cittadinanza, con MOM e alla presenza dell'assessore del vice sindaco. Qui ringraziamo la disponibilità di MOM e anche dell'assessore a questi incontri, che però comunque mi sembra che non abbiano ancora portato a dei risultati. Io volevo chiedere a MOM, prima di tutto, tramite l'amministrazione, alcuni dati. Innanzitutto mi piacerebbe sapere che rispetto ai 2 mesi, a gennaio e febbraio 2024, quanti utilizzatori ci sono stati del servizio in città rispetto ai 2 mesi del 25, gennaio e febbraio 2025, per sapere se ci sono le differenze. E MOB si prevede, come chiesto negli incontri con la cittadinanza, una riduzione agli abbonamenti che la gente ha pagato per avere un servizio, invece si è trovata un servizio completamente diverso poi a gennaio, e se questo servizio a chiamata comunque va incontro, sia gestito in conformità della normativa sulla privacy, nel senso che qualcuno mi dice io non ho firmato nessuna liberatoria e c'è qualcuno che sa esattamente dove sono, a che ora e da dove mi muovo, da che posto a che posto mi muovo. All'amministrazione chiedo se c'è, secondo l'amministrazione, un beneficio concreto sia dal punto di vista sociale, visto che parliamo di persone anziane e persone fragili, e anche da un punto di vista economico di questo servizio. Magari il vice sindaco da un punto di vista economico mi dirà sì, magari MOM ci chiede più soldi nei prossimi anni per tenere lo stesso servizio che aveva prima. All'amministrazione chiedo che, visto il disservizio, intanto concordi con MOM la sospensione di questo servizio, di questa sperimentazione, e che magari ascolti e porti a MOM, spero l'abbia già fatto, ma tutti i consigli e i suggerimenti che gli utilizzatori dell'autobus hanno dato in questi continui incontri che le persone hanno fatto con l'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. Risponde. Sì, buonasera. Consigliere Posocco, non mi pare che in questi mesi del nostro insediamento io abbia mai polemizzato con lei su questo tema, no? Giusto? Perfetto. E quindi le trovo un po' curioso questa sua interrogazione, perché lei ci chiede, e in particolare chiede a me, una cosa di cui è lei il responsabile. E so che nel corso del mandato come amministratori si decidono molte cose, forse non così tante come si vorrebbe, e quindi ci si può anche scordare di alcune cose. Però, ripeto, è molto curioso che lei ci ponga degli interrogativi su una questione che è partita con l'amministrazione in cui lei svolgeva l'incarico che svolgo io oggi, cioè quello di vice sindaco.
Lei mi risponderà che la questione è sempre stata seguita dall'assessore Fasan. E fu lui infatti che partecipò all'incontro dell'ente di governo della mobilità di Marca Trevigiana, dove in data 23 giugno 2023 la conferenza di servizi presieduta da Stefano Marcon deliberò l'avvio della sperimentazione di servizio di sharing mobility, quello che oggi chiamiamo MOM+. E andando a rileggere la delibera si evince che il tutto nasceva con l'intento di offrire un nuovo tipo di servizio che garantisse flessibilità in termini di orario e percorsi in base alle effettive richieste di viaggio, con il risultato di un incremento della qualità dei viaggiatori. Lei però non può dirsi estraneo ai fatti. Se infatti fu l'assessore Fasan a partecipare ai tavoli zonali, in data 21 giugno 2023, quindi 2 giorni prima della seduta di cui sopra, la giunta del sindaco Miatto, alla sua presenza, votò con voto favorevole e approvò la proposta progettuale sperimentale avente ad oggetto istituzione e servizi di trasporto pubblico flessibili, appunto MOM+. Mi sono andato quindi a rileggere cosa prevedeva quella proposta che venne fatta nel giugno del 23 e quindi diceva, e che era propedeutica poi per partecipare al tavolo zonale: si intende favorire la sperimentazione dello sharing mobility promuovendo modalità innovative di trasporto ecosostenibili da attuarsi mediante i vettori di trasporto e l'incentivazione di servizi a chiamata, grazie anche alla diffusione di piattaforme digitali per l'erogazione e l'ottimizzazione dei servizi stessi. Questo prevedeva la delibera che voi avevate votato all'epoca. Delibera che poi noi abbiamo ereditato nel momento dell'insediamento. Venendo invece quindi al testo della sua interrogazione, mi permetto di correggere alcune sue inesattezze che sono scritte. Prima vorrei chiedere, mi piacerebbe chiedere in termini così metaforici a questo Consiglio, quanti di voi hanno utilizzato il trasporto pubblico locale negli ultimi 2 anni? No, perché per avere un dato, una percezione di come funzionava e come funziona ad oggi il trasporto pubblico locale. Perché nel momento in cui mi è stato proposto ho iniziato ad utilizzarlo, perché fino a prima non lo utilizzavo. E devo dire che il trasporto ha dei vantaggi e degli svantaggi, dei vantaggi per alcune persone che riescono ad utilizzarlo con certe modalità e dei grandissimi svantaggi per molte altre persone. Torniamo al testo della sua interrogazione. Mi preme precisare che questa amministrazione non ha dato avvio ad alcun servizio a chiamata. Semmai, come ho detto, l'amministrazione che ha dato avvio è stata quella in cui lei aveva un ruolo. Va comunque ricordato che MOM, Mobilità di Marca, è una società per azioni, partecipata da 38 soci, provincia di Treviso, Autoguidovie, ATVO e 35 comuni della provincia di Treviso, e gestisce nei comuni di Vittorio Veneto, Treviso, Montebelluna e Conegliano il trasporto locale. Ricordo questo perché spesso non ci si rende conto dell'unicità dei servizi che non sono così diffusi come ci si pensa. Ad esempio Castelfranco non ha un suo trasporto locale come abbiamo noi, ed è importante quindi che ci sia un'attenzione costante, come c'è in questo periodo, su un trasporto locale che va assolutamente salvaguardato e che però, come ha giustamente detto lei, va anche rivisto, perché come era prima è evidente, e lo era evidente a tutti fino all'altro giorno, che così non poteva più reggere. I servizi di trasporto pubblico locale sono erogati in base al contratto di servizio stipulato con l'ente di governo, quindi attribuire responsabilità diretta a questa amministrazione, che è subentrata e si è vista costretta a governare scelte che ha fatto lei, non le fa francamente onore. Le domande che ci pone. Lei pone il tema della privacy. Nel merito le posso dire che la piattaforma è in uso in moltissime città europee, italiane e nel nord-est, come Trieste e Verona. Si sta sperimentando questo servizio a chiamata con le stesse modalità in una città per provincia del Veneto, perché è una iniziativa della Regione del Veneto. Le informative al cliente, le modalità di raccolta e trattamento del dato sono univoche nel territorio europeo, dove vige il GDPR. Pertanto MOM assicura l'aderenza alle norme nazionali ed europee, ovvero i dati raccolti sono pertinenti e strettamente necessari all'erogazione del servizio. Non sono previste cessioni a terzi del dato o utilizzi che siano differenti a quelli strettamente funzionali all'erogazione del servizio di trasporto, incluse indagini di soddisfazione.
La cancellazione dell'account è sempre possibile e avviene con procedura codificata. Infine, l'utilizzo statistico del dato avviene in forma anonimizzata. Per quanto riguarda promozioni e tariffe, che è un altro del tema che lei ha sollevato, va detto che quelli che considerano gli anziani vittoriesi pagano 75 euro a semestre, grazie alla compartecipazione storica di MOM con il comune. Il mensile, che viene pagato in altri comuni, è di 48 euro, che moltiplicato per 6 mesi farebbero 288 euro. Inoltre c'è da aggiungere che le persone con l'invalidità del 70% e pensione minima INPS accedono a tariffe regionali agevolate, da 2,5 euro a 10 euro al mese. Per questo servizio particolare, MOM+, ha previsto una tariffa di 10 euro al mese, 30 euro in totale. Veniamo a quello che abbiamo fatto noi da quando siamo subentrati, quindi. Innanzitutto, appena venuti a conoscenza del servizio che voi avevate sottoscritto, mi sono personalmente premurato con MOM di far ritardare l'inizio del servizio, perché vi erano, a detta mia, enormi falle nel sistema, così come è pensato. Abbiamo quindi iniziato un'interlocuzione, come direbbe il sindaco Miatto, con una certa difficoltà da parte mia, perché c'era una certa diffidenza, lo ammetto, in questo tipo di servizio. E con il passare delle settimane, però, abbiamo costruito un proficuo, rapido, franco e molto impegnativo rapporto con MOM, sia con la Presidenza che con i tecnici, e di questo gli ringrazio. Stiamo facendo un percorso molto complesso che sta dando alcuni piccoli frutti. Come avviene normalmente in tutte le introduzioni di novità così importanti, è necessario un periodo di affinamento ed adattamento del servizio alle esigenze del territorio e soprattutto dei suoi cittadini. Ho quindi trasmesso a MOM una lista di 12 punti che non sono farina del mio sacco, ma delle esigenze che ho riscontrato in tutti questi mesi e di giustissime lamentele che la popolazione mi rappresentava. Vengo a questi punti, su cui MOM mi ha dato una risposta. Numerazione delle fermate informative alla clientela. In questi giorni, dice MOM, stiamo provvedendo ad applicare alle palline di fermata la nuova numerazione per rendere l'individuazione delle fermate più semplice e univoca per la prenotazione. Call center e notifica delle prenotazioni. Il servizio di call center opera per MOM dal 2017 e già disponeva di una buona conoscenza del territorio, che abbiamo ulteriormente migliorato in questo periodo. A conferma di ciò abbiamo sempre per migliorare la performance dello stesso, introdotto da febbraio 2025 la possibilità per i clienti di valutare il servizio offerto del call center, con un punteggio da 1 a 5. Attualmente il gradimento medio risulta 4,3. In merito all'indicazione del numero di bus nelle notifiche di prenotazione, informiamo che abbiamo avviato un confronto con la società che gestisce il software per valutare la possibilità di integrare questa informazione nei messaggi inviati al cliente. Queste cose molto di dettaglio e molto specifiche, che possono risultare anche molto noiose per chi non utilizza il servizio, in realtà sono molto capibili da chi il servizio lo usa quotidianamente e che riscontra quotidianamente delle difficoltà, soprattutto legate ai call center. Cosa diversa invece è l'utilizzo con l'applicazione, che funziona in un altro modo e devo dire che nel tempo si sta raffinando, però rimangono ancora delle grosse difficoltà con il call center, anche linguistiche molto banalmente. Accessibilità al servizio. Il servizio chiamata MOM+ risulta performante ed efficiente quando i viaggi vengono prenotati, consentendo di ottimizzare gli spostamenti dei passeggeri. Tuttavia, e questa è una richiesta che abbiamo fatto come amministrazione, come da mia richiesta, dice MOM, tuttavia consentiremo a far salire a bordo anche la clientela che non ha prenotato il servizio, a condizione che il cliente lo faccia presente chiaramente all'autista che il viaggio coincida con quello già programmato dai clienti prenotati, perché succedeva spesso che le persone si fermassero alla fermata e non potevano salire perché non avevano chiamato. E gli abbiamo detto, per piacere, chiunque trovate alla fermata lo fate salire. E così MOM dice di fare. Ma non è una cosa banale questa cosa, cioè noi diciamo vabbè fai salire uno, perché non lo fai salire? Perché questo non ha un titolo di viaggio, non ha pagato un biglietto, non è nominativo, cioè adesso mi allargo un attimo, la complessità di un servizio di trasporto pubblico locale, cosa che io non sapevo fino all'altra mattina, è enorme e quando le persone giustamente mi dicono ma perché non mette un altro tram alle 8 di mattina e alle 10 di mattina? Perché non è semplicemente spostare un tram da A a B, è organizzare un servizio che comporta spese, uomini, personale, turni, eccetera, eccetera. Nonché economico, perché abbiamo gli autobus con una dotazione, e anche su questo abbiamo fatto una richiesta molto vetusta, che sono un costo enorme.
però ha un servizio locale, per cui questo è pubblico, per cui questo va ricordato. Informazioni all'utenza e fermate servite. Abbiamo già informato la clientela che con il titolo di viaggio urbano è possibile salire sui mezzi che effettuano le linee extraurbane all'interno dell'area urbana Vittorio Veneto. Non solo, con ordine di servizio dal 5 marzo, quindi dall'altro giorno, gli autisti interessati del servizio extraurbano effettuano anche le fermate urbane. Questo perché succede che ci sono le corriere, quelle blu, che vengono da fuori e attraversano la nostra città. Fino a ieri non ci si poteva salire. Adesso faranno tutte le fermate, ok? Faranno tutte le fermate dove naturalmente è previsto dove andare, cioè quindi alla stazione, e le persone potranno utilizzare l'extraurbano anche nell'urbano. Questo è importante perché aumenta l'offerta. È chiaro che non è capillare come il servizio urbano, perché se l'autobus parte da Revine e deve andare in centro, posso prenderlo anche se sono a Forcal, no? Però faccio molta più fatica se sto a 9, perché l'autobus non mi passa per 9. Okay? Preavviso e finestre di prenotazione. Il software di prenotazione è attualmente impostato con un tempo di prenotazione di 30 minuti minimo. È il valore più contenuto rispetto ad altre realtà vicine. Ad esempio, Belluno utilizza un intervallo di un'ora. In merito alla riduzione, che questo è un mio tarlo, della finestra di prenotazione, come da approfondimento dell'ultimo incontro svolto tra lei e i nostri uffici, insieme alla responsabile della società di software di prenotazione, rimaniamo in attesa di una vostra conferma per la modifica dei parametri di prenotazione. Questo è un discorso abbastanza tecnico, però importantissimo. Io ho sempre concepito, da quando me l'hanno proposto, che il servizio di MOM funzioni come Uber. Cioè io ho sul telefonino, decido di andare da un posto A a B, faccio la prenotazione e vedo la macchinetta che arriva e mi viene a prendere sotto casa. Soltanto che non funziona così con l'autobus, perché ho dei tempi di prenotazione che sono molto lunghi, mezz'ora prima, mezz'ora dopo, che dilata di molto la tempistica e la possibilità di accedere. Quindi ho detto, si può ridurre questa finestra di prenotazione? Allora, tecnicamente lo si può fare, perché il software che loro stanno sperimentando lo permette di fare. Però crea molte più complicazioni legate al fatto che io durante il percorso devo raccogliere anche altre persone. Quindi su questa cosa qui ci sono delle scelte importanti che dovranno essere prese. Potenziamento del servizio. Dal 24 marzo il servizio verrà potenziato nelle seguenti fasce orarie, dalle 10:30 alle 12 con bus aggiuntivi e 2 bus prolungheranno il servizio fino alle 12:15. Nel pomeriggio 16:30-18 con un bus aggiuntivo e con la contemporanea eliminazione della rottura di turno. Anche questa è una questione molto tecnica perché alle volte noi abbiamo dell'overbooking, cioè gli autobus, siccome non sono più quelli che avevano 50 posti, ne hanno 16, sono pieni. Quindi io faccio la prenotazione e non trovo l'autobus. Perché? Perché l'autobus è pieno. Perché è pieno? Perché molti dei giovani utilizzano adesso MOM+ invece di utilizzare il percorso cadenzato. Perché N motivi, lo trovano più comodo, più veloce, più pratico, eccetera. Però andando lasciatemi il termine, a rubare l'autobus a chi ha più bisogno, che sono magari gli anziani o le persone che in difficoltà. Quindi bisognerebbe spingere i ragazzi ad andare sul cadenzato e invece lasciare libero il servizio MOM+. Ma dite voi ragazzi non usare un servizio che mi porta da A a B senza cambiare in centro? Ovviamente non lo fanno. Attivazione e aggiornamenti software. Abbiamo inoltrato richiesta alla società che gestisce il sistema di prenotazione e siamo in attesa di confermare sulla data di attivazione delle nuove funzionalità. Fermate 8, 9 e 10. Attendiamo conferma in merito alle autorizzazioni per le nuove fermate da voi segnalate e previste, mentre ci rendiamo disponibili al termine della fase sperimentale ad analizzare le diverse richieste per migliorare l'accessibilità al servizio ed attivarle già a partire dal periodo estivo. Dopodiché siamo andati anche oltre, come l'avete letto sui giornali, stiamo pensando di utilizzare questo servizio qua anche per servire nel periodo estivo le aree di Nove e Lago Morto, e dove MOM si dice confermiamo la nostra piena disponibilità a valutare la fattibilità in uno dei prossimi incontri che vorrete accodarci. Quindi, in sintesi, io non sono l'avvocato difensore di MOM e non sono né a libro paga, come è ovvio, né qui per difendere ogni azione che è portata da MOM. Io molto semplicemente, e credo anche responsabilmente, mi sono assunto l'incarico di cercare di governare un processo che era iniziato prima di me, come succede a tutti gli amministratori che entrano in carica. Il servizio ha
naturalmente delle gravi ancora falle, e lo riscontrano anche le signore con cui ormai ho intessuto in questi giorni, in questi mesi, settimane, un rapporto, no? Che mai ci conosciamo se ci incontriamo per strada, e che però hanno delle reali e vere difficoltà nell'uscire ad utilizzare un servizio che prima prendevano molto comodamente. Stiamo cercando di spiegare a Mom questa cosa qui, con tutte le difficoltà che ha Mom a fare quadrare i bilanci e loro a utilizzare questo servizio. È un percorso, non si risolve domani mattina, ci vuole del tempo. A giugno vedremo se questo tempo è servito per migliorare il servizio oppure se il servizio dovrà essere cestinato. Perché dico giugno e uno potrebbe dirmi perché non interrompi prima il servizio? Perché c'è un contratto. Quando ho ereditato questo servizio, come ho detto, non sono molto convinto di questo servizio, possiamo stralciarlo? Sì, bello mi fa, però chi è che paga? Perché su questo servizio qua ci sono dei fondi, c'è un fondo regionale, c'è un fondo nazionale, c'è un ente di governo che ha deliberato, e io, francamente, di fare dei danni erariali e stralciare un contratto o comunque iniziare una causa con MOM e provincia-regione, francamente non me la sento. Ci vuole tempo anche per le risposte, siamo andati un po' lunghi, Assessore. Consigliere Posocco, se vuole replicare. Sì, 3 minuti. quando le persone mi dicono vedrai che daranno la colpa a te, ho detto beh sì, ovvio, quando una cosa funziona è merito loro, quando non funziona è merito di quelli prima, quindi era ovvio che la prima parte, mi sembra 4 minuti e mezzo, per sottolineare che il servizio a chiamata l'aveva fatto la precedente amministrazione, non l'assessore Fasan, tutta l'amministrazione, me compreso, e me ne assumo la responsabilità se questo vuole sentirsi dire, perché MOM ci aveva presentato un servizio che avrebbe funzionato e avrebbe creato dei vantaggi. La sperimentazione andava fatta, è corretto farla ed è corretto anche dire che a Vittorio Veneto non sta funzionando. Nei 12 punti che lei ha elencato non ci sono, mi sembra, le richieste dei cittadini, che una di queste ha detto se MOM deve ridurre i costi, perché il servizio a chiamata si fa per ridurre i costi, proponete anche a MOM di ridurre le corse, non un autobus ogni mezz'ora, ma magari un autobus ogni ora. Questo c'è scritto? No, non c'è scritto. Dopodiché non mi ha risposto sui dati che mi interessavano, della sperimentazione, quante persone in più ha comportato, ok? Detto questo, rimaniamo qui. La mia era comunque un intervento per superare il problema, non per creare un problema a lei, che è sempre là che comunque devo dire chiamano lei tutti i giorni per questo problema. È per anche dare una mano. Le ho detto, mi assumo anche la responsabilità delle mie decisioni per aver dato via la sperimentazione, ma dobbiamo anche essere onesti che la sperimentazione non funziona. E MOM ha fatto un bruttissimo intervento sul giornale l'altro giorno, perché ha scaricato tutta la responsabilità sull'amministrazione. Sarà l'amministrazione a decidere. Quindi se quello che ne so io, siete voi che adesso dovete dire sì o no. Grazie, consigliere Posocco. Passiamo adesso al punto numero 6. Variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Relaziona l'assessore De Antoni. Prego, Assessore. Sì, buonasera. Non darò causa alla precedente amministrazione di questa variazione di bilancio, ecco, sia chiaro. Allora, vabbè, è la prima variazione che facciamo al bilancio che abbiamo approvato a dicembre 2024. Scusate. Allora, Assessore, attenda un attimo che si sta svuotando il pubblico e poi riprendiamo appena. Eccoci, prego, Assessore. Sì. Quindi dicevo che la prima variazione di bilancio che facciamo rispetto a un bilancio approvato appunto a dicembre 2024. Nella delibera in Commissione
nella delibera in commissione abbiamo cercato di illustrare le principali voci, diciamo, che sono contenute in questa variazione, e abbiamo anche poi dato anche alla consigliera Caldart, che era presente, anche la divisione, diciamo, degli interventi in più e in meno sulla base dei capitoli di bilancio anziché sulle missioni, no? Che quindi dovrebbero averle consentito di verificare tutti i punti. Io dal punto di vista generale volevo semplicemente dire che questa variazione è limitata ad alcune maggiori entrate derivanti da comunicazioni che ci sono pervenute dopo la stesura del bilancio, oppure da atti tipo contratti di concessione terreni, oppure variante urbanistica, quella relativa alla cantina di San Giacomo, che sono stati perfezionati questi contratti dopo, diciamo, la stesura del bilancio, quindi in questi primi mesi dell'anno. Un'altra entrata importante è quella relativa alla perizia di rimborso da parte della compagnia di assicurazione dei danni causati da quel forte che c'è stato nel mese di dicembre, che hanno scoperchiato il tetto della palestra Bortoluzzi, e qui, diciamo, abbiamo un'entrata che non era chiaramente prevista, ma comunque di circa 120.000 euro legate alla perizia, che 126.000 euro legate alla perizia che l'assicurazione ha fatto sui danni che ci sono stati provocati da questa diciamo, forte vento. Passando alla parte delle spese, mi soffermo solo sull'importo di 57.953 euro, che è un contributo che anche il nostro Comune deve garantire a favore del Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica per il prossimo quinquennio. Per quest'anno l'importo è di 57.000 euro, ma nei prossimi 3 anni, come dicevo anche in Commissione, ammonterà a 115.953 euro all'anno, quindi passando nel triennio 2026-2028 e poi addirittura nel 2029 graverà per 196.147 euro. Un totale, insomma, nel quinquennio di circa 600.000 euro, quindi questi sono soldi che lo Stato ci trasferiva, ma che adesso ci obbligano a, in qualche modo, accantonare nel bilancio dei singoli anni e poi, diciamo, a riprendere nell'anno successivo nel conto consuntivo, e quindi trasferire quelle risorse che c'erano state date per le spese correnti, vengono, diciamo, accantonate, poi vengono riprese l'anno successivo e diventano risorse da poter impiegare per investimenti. Una cosa un po' particolare che hanno inventato, un po' astrusa anche nei sistemi per rimetterle poi in gioco, ma che di fatto danneggia ulteriormente, insomma, il nostro Comune, che dal punto di vista, diciamo, delle risorse complessive, insomma, non si può dire che sia messo così male, ma è messo male soprattutto dal punto di vista delle risorse che possiamo utilizzare per le spese correnti, ridotte, insomma, adesso con il discorso dei derivati, che non abbiamo più quel peso, però 500 di qua, 100 di là, eccetera, eccetera, ci mette comunque in difficoltà, nonostante i parametri che dobbiamo rispettare, no, per quanto riguarda le spese correnti, sia per il personale, sia per anche le spese correnti normali, sono molto inferiori ai limiti che sono fissati per legge. Quindi noi stiamo sotto cioè siamo un comune virtuoso per quanto riguarda la spesa corrente, ma non abbiamo risorse che alimentano le spese correnti in maniera sufficiente per diciamo, sviluppare questi interventi. In questo modo ci tolgono quest'anno 57.000, il prossimo anno 115.000, che sono ulteriori risorse che potremo spendere per questo. E tutto ciò si aggiunge anche al fatto che dall'anno scorso c'è lo spending review che da quest'anno incide nel nostro bilancio per altri 101.640 euro. Quindi un ulteriore, insomma, intervento da parte dello Stato, che non possiamo sempre criticare, ma comunque in questo caso ci porta via circa 200 e nel tempo anche 300.000 euro all'anno di spese correnti che potremmo usare. Quindi la situazione è questa, adesso non so se volete una illustrazione più di dettaglio sulle diverse poste di entrata e di uscita, oppure se volete fare delle domande e rispondervi. La dottoressa D'Apparè, che egregiamente ha fatto questo lavoro assieme alla responsabile facente funzioni del servizio finanziario, è a disposizione per dare degli elementi più precisi, se li volete, oppure se volete chiedere direttamente è la stessa cosa, insomma.
Grazie Assessore. Passiamo al... Prego, consigliere Thomas. Buonasera a tutti. Riguardo appunto, mi ricollego al bilancio e riguardo alle tasse, mi ricollego tra l'altro che è già uscito un articolo sulla Tribuna, tagli per 600.000 euro, lasciateci almeno l'IMU. Allora giustamente ho voluto un attimino relazionarmi e informarmi e capire un attimino la situazione. Allora, risposta al vice sindaco Dus riguardo all'articolo dove lui ha esposto sulla Tribuna appunto riguardo tasse e secondo lui dei tagli che appunto dovrà subire il comune di Vittorio Veneto. Il taglio che in realtà non c'è, e qui le spiego caro Dus, che è per il comune di Vittorio Veneto di 601.815 euro, più alto di comuni più grandi come ad esempio Montebelluna con 575.780 euro e Mogliano Veneto con 505.887.000 euro con 27.932 abitanti. Il taglio in ogni caso non è concentrato tutto in un anno, ma in 5 anni dal 2025 al 2029, viene tutto spalmato. Poniamoci questa domanda: perché Vittorio Veneto ha più tagli di Montebelluna? I dati relativi al 2023 evidenziano che Vittorio Veneto ha una spesa corrente di 17.446.934 euro, di cui 3.556.867 euro per la spesa sociale. Montebelluna ha una spesa corrente inferiore, pur avendo più abitanti, 16.940.566 euro, ma per il sociale spende di più, 3.780.342 euro. Questo è il motivo per cui Vittorio Veneto subisce un taglio superiore di comuni più grandi, in quanto lo Stato non intende tagliare il sociale, ma invitare i comuni a limitare le spese correnti superflue. Ad ogni modo, in questo caso non si può parlare di tagli, perché i soldi non vengono tolti ai comuni per darli allo Stato, ma soltanto congelati per essere disponibili l'anno successivo, l'aveva detto anche lei sull'articolo, qui confermo, con l'approvazione del rendiconto. Quindi i 57.553 euro tagliati nel 2025 saranno resi disponibili con l'approvazione del rendiconto del 2025, ad aprile 2026 e così via per gli anni successivi. Quelli invece che avevano fatto dei tagli veri erano i governi precedenti, che hanno attuato dei tagli veri e propri e drastici ai comuni, ad esempio come nel riparto del Fondo di Solidarietà 2015. Sappiamo che dei comuni veneti si ribellarono a questi tagli scellerati e decisero di fare causa ai governi di allora e la vinsero perché i tagli erano davvero spudorati e portarono a casa più di 24 milioni. Quanto alla proposta di far tenere ai comuni tutto il gettito IMU sui fabbricati D, se ne parla già dal 2009, quando è stata fatta la legge sul federalismo fiscale. Nessun governo da allora l'ha mai fatto, dal governo Berlusconi, Monti, Gentiloni, Renzi, Letta, Conte, Conte 2 e Draghi. E a questo punto possiamo dunque sostenere che sia colpa di Giorgia Meloni? Ecco che mi sono fatto resoconto. Può servire sicuramente anche alla nostra economa che abbiamo qui, è tutta la questione che bisogna naturalmente investire di più sul sociale e che quindi si avrà meno tagli. Grazie. Grazie consigliere Toffoli. Consigliere Antonella Uliana, prego. Grazie, io chiedevo soltanto un chiarimento in merito alle 10.000 euro in più di spese per il concorso corale. Allora adesso do la parola al consigliere Carnelos, prego consigliere. L'intervento del collega merita una replica perché
è davvero così sconfortante quanto è stato detto. Abbiamo o dovremmo avere il governo più autonomista che c'è. Quello che ha fatto delle autonomie locali, del federalismo, della padroni a casa nostra, il suo leitmotiv è, come si può dire, la rendita di posizione. E invece cosa assistiamo con la finanziaria approvata quest'anno? Esattamente all'opposto, a un centralismo che mi ricorda tanto, come si può dire, il Minkul Pop, oppure, per essere equanimi, il sistema sovietico. Perché questi sono tagli. E ha ragione la collega Caldar quando dice che sarebbe necessario un intervento nel sociale, sarebbero gli operatori di strada, ma quelli si pagano proprio con le spese di cui una parte sono state tagliate. È vero, ritorneranno il prossimo anno, ma intanto ritorneranno come conto capitale, ma non come spesa corrente e spesa nel sociale. L'iniquità poi della scelta governativa sta nel fatto che si sono posti i comuni tutti sullo stesso piano, quelli virtuosi e quelli scalcagnati. Perché è indubbio per un paese, per un comune super indebitato o non virtuoso, al limite poteva anche trovare una motivazione nel dire: tu spendi troppo, vai in deficit, allora io Stato te li blocco, così poi li rimetti in spesa, in conto capitale e non in pizzette e cotillon. E è davvero sottile poi l'intervento, perché vedete la furberia la si vede nel fatto che si comincia con pochino, solo 56.000 euro mi pare, per non creare le barricate, e poi pian pianino si sale. Siccome non siamo pivellini e sappiamo che dopo quei fondi non si torna più indietro, ecco che non è onesto da parte di chi governa trattarci da fituai. Noi non siamo fituai di nessuno. I comuni non hanno padrone. Se crediamo nell'autonomia, se crediamo alle autonomie locali. E allora davvero così è triste dover assistere a qualcuno che predica bene e razzola male. La gente se ne accorgerà, adesso ce ne accorgiamo noi, consiglieri comunali, che obtorto collo sarebbe bello non doverli accantonare qui 56 e magari dare e dire al consigliere Caldar che con quei 56 cerchiamo di trovare gli operatori di strada, ma se si tolgono, perché comunque significa che rispetto all'anno scorso, rebus sic tantibus, quei 56.000 non ci sono. L'assessore al bilancio troveranno il modo, ma è matematico
che qui i soldi non ci sono. Il prossimo anno ne mancheranno altri 150, fino ad arrivare ai 600 di cui diceva il collega Toffoli. Ma allora, è davvero un governo che elargisce? O non è invece un governo che toglie? Credo, siccome la matematica non è un'opinione, questa è la realtà. E fra l'altro si ripercuote in maniera nefasta anche su un altro leitmotiv che il nostro governo propugna, il famoso totem della diminuzione delle tasse. In realtà, anche qui in maniera furbesca, cosa succede? Succede che saranno le autonomie locali a dover far fronte attraverso la loro fiscalità a ciò che il governo toglie. Dicono che non mettono le mani nelle tasche degli italiani. È indubbio che nelle tasche dei comuni le mettano. E i comuni sono coloro che sono più vicini ai cittadini. E mi viene da ridere che noi dovremmo risparmiare 56.000 euro quest'anno, 150 il prossimo, e invece a livello nazionale si buttano via i denari per fare gli hotspot in Albania, che sono là vuoti, e lì sì, sono milioni e milioni di euro. Io credo che dopo l'ubriacatura di solito si rinsavisce. Io sono ottimista di natura e quindi continuino pure a metterci le mani in tasca. Credo che prima o dopo avranno quello che hanno seminato. Grazie. Grazie consigliere Carnelos. Do la parola al consigliere Posocco, prego. Grazie, replicando al consigliere Carnelos, a parte che di autonomisti a Roma ne sono rimasti purtroppo pochi, come qui dentro del resto, perché ho visto anche le sue firme contro l'autonomia, chi si è schierato e chi ha firmato e chi no. Detto questo, io purtroppo ho visto che ogni governo che si succede, magari cambia il governo ma il ministero rimangono sempre gli stessi, e i tagli si sono sempre avuti, purtroppo. Ne sa qualcosa il collega Tonon, che mi sembra il governo Renzi quella volta ha dato una sforbiciata ai contributi in una maniera importante, ma poi io ho passato 3 governi, il governo Conte con la Lega, il governo Conte col PD, il governo Meloni, ma tutti e 3 sempre tagli hanno fatto, quindi quando un comune lavora bene, purtroppo sono virtuosi, non sanno dove prendere i soldi, sempre i comuni vanno, sempre i comuni che si comportano bene, mentre quelli che non si comportano bene vengono addirittura finanziati. Quindi cambia governo, ma le prassi sono sempre quelle, consigliere Carnelos, purtroppo. Quindi io mi sono anche stancato di parlare di autonomia, perché poi quando si parla di autonomia e proviamo un percorso da fare tutti insieme, no, c'è sempre quello che dice ma no, così no, ma no, quella no, raccolgo le firme, facciamo un referendum. Quindi noi non siamo mai uniti, al contrario del popolo del Sud Italia, che bianco, rosso, verde, quando un comune è sempre in deficit, sempre i soldi arrivano. Tornando poi alla variazione di bilancio, io ho poco da dire. Volevo un attimo una proposta, se è percorribile, assessore De Antoni, e riguardo anche all'interrogazione del collega Braido riguardo all'acquisto degli spazi sotto il quadrilatero, che potrebbe essere interessante acquistare quegli spazi per portare, per dirti, anche agli uffici comunali, una proposta che facemmo in passato e che secondo me è ancora attuale, e come risorse tra tutte le spese che comunque il comune deve sostenere. Ricordo che l'immobile in via Carducci si può sempre alienare
e spostare gli uffici, quegli uffici che ci sono, sotto il quadrilatero, quindi non sarebbe una spesa, cioè si vende e i proventi si acquistano. Quindi secondo me si concentra tutto e magari si ridà un po' di vita agli uffici durante il giorno, certamente a costo pari, penso, a zero per il comune, nel senso che comunque si vende un immobile in cui purtroppo dovremmo investire tanto per metterlo in sicurezza, per investire qua. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Darè, prego. Grazie Presidente. Ma vede, rispondo un attimo al consigliere, al collega Carnellos, perché è troppo interessante il suo discorso, è politico. Vede, io siedo in questo Consiglio Comunale, o comunque in Consiglio Comunale da 27, quest'anno sono 28, perché qualcosa ho fatto a Cappella Maggiore e poi in maniera continuativa sempre a Vittorio Veneto. Ho visto passare governi di destra, di sinistra, di centro. L'unica cosa che ho visto è che tutti sono uguali su una cosa, sul prelievo fiscale all'interno delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Perché quando non ci sono soldi o ci sono cose da ripianare si va sempre sull'ente locale, perché l'ente locale comunque riesce sempre e comunque a gestire, però vediamo che ci sono delle grosse difficoltà all'interno dei nostri comuni. Manca il personale che è stato ridotto, ricordiamoci la famosa e scellerata passaggio diciamo del governo Monti con il taglio alla sanità che lo vediamo ancora oggi e non era sicuramente di un partito autonomista, era di un partito che non era neanche un partito, era quello dei burocrati che stanno in questo momento e stavano come allora in Europa. Perché vede, la finanziaria è vero che la fa il governo, è vero che la fa il ministro, magari in questo caso Giorgetti, è vero che lo fa Giorgia Meloni, ma in realtà è concordato e approvato solo dal Consiglio europeo. Allora, quando arrivano quei tagli e quei parametri, che poi sono parametri per l'Italia, no? Poi ci si sveglia un buon mattino e si fanno 800 miliardi di spesa per gli armamenti, fuori bilancio. Allora, attenzione che queste cose le avete votate, il PD le ha votate in Parlamento europeo. Allora, bisognerebbe avere un senso critico all'interno dei nostri partiti. Io adesso in questo momento non ce l'ho, perché ho detto quello che pensavo, giustamente sono stato espulso, però ricordo che all'interno dei consigli comunali, all'interno dei partiti che comunque sono espressione anche nei consigli comunali, anche se magari camuffati o comunque nascosti dentro le liste civiche, siamo comunque appartenenti comunque a qualche partito nazionale o a qualche schieramento nazionale. E allora le critiche noi facciamo, sì, ci parliamo tra di noi, però in realtà poi c'è l'amministrazione, la giunta che deve far quadrare i conti. Ricordiamoci, io la cosa che ho odiato più di tutto è stato quando sono stati prelevati i soldi delle zone industriali, dell'IMU delle zone industriali, che per il comune di Vittorio Veneto voleva dire 2 miliardi e 2 milioni e 6? 2 milioni e 2. Allora, con 2 milioni e 2, qualsiasi amministrazione, come il comune di Vittorio Veneto, avrebbe la possibilità di mettere mano a tante cose, a tante risorse e dare servizi al cittadino. Invece le zone industriali sono andate tutte allo Stato e la manutenzione è rimasta in carico al comune. Allora, parlare di autonomia, parlare di federalismo, sì, certamente sì, però alla fine abbiamo Roma che da 2000 anni comanda sui nostri territori, purtroppo. Quindi è facile criticare, è facile dire, però adesso abbiamo sentito Giorgia Meloni che giustamente voi non avete, per forza potete parlare, non avete mai governato, ma adesso dovete governare anche voi. La difficoltà sta quando si governa e bisogna fare
quadrare i conti, cercare di dare aiuti, soprattutto in un momento di difficoltà dove i servizi sociali sono veramente in difficoltà. I cittadini, cioè persone che non arrivano a fine mese. Abbiamo tante risposte da dare e pochi soldi da poter gestire. Quindi criticare chi sta al governo perché in questo momento è comodo, però in realtà io vi ripeto, in 27, quasi 28 anni di consigli comunali ho visto passare governi di tutti i colori, l'unica cosa certa è il prelievo sulle amministrazioni locali. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Caldart. Grazie. No, mi collego perché stamattina sul Corriere è apparsa questa inchiesta di Milena Gabanelli, che non è proprio una donna di destra, nella sua data room, che risponde a tutto ciò di cui stiamo discutendo oggi. Il titolo è "Tasse perché non calano mai dove paghiamo di più", e comincia a fare un'analisi di come sono andati i prelievi nelle nostre tasche dal governo di Berlusconi, Renzi, Conti fino a quello di oggi. E nello specifico dice: se torniamo indietro negli anni vediamo che nel 2001 la pressione fiscale era del 40% e da allora ci sono state minime ma continue oscillazioni, con un picco a oltre il 43% con i governi Letta-Renzi, oggi siamo al 42,8%. Poi ovviamente si chiede perché ci siano questi aumenti o comunque questo prelievo fiscale molto alto nel nostro Paese, al di là di tutto il discorso che fa su tutto il nero, su tutta la parte sommersa che c'è ancora nel nostro Paese, e poi dice il cerino passa ai sindaci. Fa esempi, tra l'altro cita come esempio dell'aumento delle spese il comune di Treviso, che lei stessa dice essere uno dei comuni più virtuosi, e specifica anche il motivo dell'aumento, no, dei costi della spesa corrente, perché alla fine come comuni dobbiamo garantire servizi, strade, tutto ciò che occorre a farle funzionare, e dice che anche l'inflazione ha giocato la sua parte. Nel caso del comune di Treviso parla in un decennio di un'inflazione che ha influito al 18%, che sono un sacco di soldi se ci pensiamo, no? E poi alla diminuzione dei trasferimenti e a tutto il limite che abbiamo avuto sui trasferimenti. I trasferimenti dal 2010, i trasferimenti allo Stato e ai comuni, anzi i trasferimenti da Stato, Regioni e altri enti ai comuni nel 2010 superavano complessivamente 21 miliardi di euro e coprivano circa il 40% delle entrate correnti. Da allora, attuazione della legge sul federalismo fiscale che si è incrociata con la più grave crisi finanziaria degli ultimi 30 anni, è cambiato tutto. Per effetto di abolizione ICI, introduzione IMU e tutta una serie di altre trasformazioni, speriamo che non riparta la pubblicità, ci dà questo dato interessante: i trasferimenti dai 21 miliardi oggi sono a 12 miliardi. Quindi è chiaro che come ha detto il consigliere Darè, come ha detto a modo suo anche il consigliere Carnelos, siamo vittima di un sistema che oggi lamentate voi, ieri lamentavamo noi e domani lamenterà chi ci sarà, insomma, quindi dobbiamo prenderne atto, purtroppo, perché sarebbe molto meglio se, soprattutto laddove ci sono comuni virtuosi come il nostro, i trasferimenti fossero garantiti. Avevo solo una domanda, scusi Assessore, ma mi era sfuggita in commissione, perché trovo, adesso che mi avete dato la suddivisione per titoli, sì, esatto, la variazione in entrata del contributo regionale del centro antiviolenza di 42.543 euro. A memoria ricordo che questi trasferimenti fossero vincolati a determinati progetti, però non la trovo iscritta in uscita. Quindi mi chiedo perché non ci sia in uscita e nello specifico a cosa fossero o siano destinati, perché mi sembra strano che essendo vincolato non ci sia anche l'uscita. Grazie.
Grazie. C'era una prenotazione. Per cortesia rifaccio la prenotazione. C'è anche di Thomas Toffoli, diamo la parola a... Va bene, allora do la parola al consigliere Toffoli. 2 interventi, quando ha fatto il secondo intervento poi ha consumato. Può parlare. Sì, eccoci. Volevo rispondere a carne ed ossa perché appunto quando ho letto l'articolo del giornale era solo un chiarimento, sì, insomma, giustamente una risposta anche a questo articolo, ma comunque sì, era un chiarimento di dire investite nel sociale. Ho confermato anche, ho letto bene l'articolo, che De Antoni ha precisato che questi soldi vengono congelati, sì, ma spalmati in questi, sì, recuperati successivamente e via dicendo. Spiace della risposta del Carnelos perché sì, alle mie delucidazioni diventa poi un attacco politico tra sinistra e destra. Sì, io sono stato molto moderato, però quando si viene attaccati non è bello, allora tiro fuori, cioè, non voglio dire le armi che ho, ma tutto quello che è, perché sono sempre stata una persona moderata, però quando si viene a dire che Giorgia Meloni non sta investendo su e giù, Giorgia Meloni sta aiutando le famiglie, sta dando 500 euro alle persone in difficoltà, è vero, per pagare gas, Enel, sulla tessera famiglia che vanno a farsi la spesa ai supermercati, quindi il governo di Meloni c'è e aiuta, non è così come dite voi. Quindi è diventato un attacco di sinistra contro la destra, come succede al governo, che non era mio fare così, perché mi conoscete, ho iniziato sempre per fare una collaborazione e spiace che anche su questo Consiglio Comunale si venga subiti dagli attacchi di sinistra. Dopo le dirò anche di più, non volevo tirarlo fuori, ma sono costretto perché mi ha attaccato, che in quei 24 milioni che aveva fatto causa ai comuni, purtroppo Vittorio Veneto non ha partecipato. Perché? Forse il ex sindaco Tonò ve lo può rispondere, perché probabilmente era un governo all'epoca di sinistra e ha preferito non far causa al governo. Eccoci qua. Quindi Giorgia Meloni sta facendo bene, però se abbiamo questa situazione qua, ecco, io consiglio di investire nel sociale, quindi si avrà meno tagli. Grazie consigliere Toffoli. La parola al consigliere De Nardi. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Dato che si parlava di maggiori spese, volevo chiedere una delucidazione all'assessore De Antoni circa i 22.000 euro che troviamo di spese legali. Grazie. Non vedo altre richieste di intervento, se ci sono delle risposte dell'assessore. Vedo una prenotazione del consigliere Tonon. Grazie Presidente. Non era presente in questo Consiglio, ma in materia ero già intervenuto rispetto a quello che ha detto lei. Lei non era presente, quindi presumibilmente non può sapere, a meno che non ascoltasse i consigli comunali tramite la Tenda TV che da tanti anni, dal 2014, trasmette. Non so se ha presente qual era la situazione vittoriese in quegli anni. Penso che lei sappia cosa, visto che un po' è del mestiere, cosa costa un'opera come quella che è stata inaugurata nel 2020, mi pare, 21, cioè il cosiddetto traforo di Sant'Augusta, che si ricorda era, piaccia o non piaccia, ahimè era bloccato da una sentenza del Tribunale. Non so se è presente a quanto ammonta l'investimento dell'elettrificazione del tratto Conegliano Vittorio Veneto. Solo per fare due esempi. L'amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere stava trattando questi due
problemi piuttosto rilevanti con l'amministrazione centrale, cioè con lo Stato. E a fronte di investimenti di qualche decina di milioni di euro, ritenevo allora, lo ritengo anche oggi, poco intelligente mettersi in un atteggiamento di scontro con l'amministrazione con la quale si sta collaborando. Aggiungo anche che fra le altre cose avevamo in corso la trattativa relativa alle dismissioni delle caserme. Non stavamo parlando di, come si dice, di bruscolini. Quindi l'atteggiamento collaborativo che del resto l'amministrazione ha sempre mantenuto anche con gli enti che erano rappresentati da eletti di aree politiche diverse dalla nostra, ho sempre mantenuto con tutti, con la Regione, con la Provincia, a maggior ragione anche con lo Stato, visto che la maggior parte dei finanziamenti da lì provenivano. Quindi penso che questo possa chiarire ampiamente quella che è stato il suo intervento. Vengo a quello che è il bilancio. Bene ha fatto per parte sua il consigliere Toffoli a precisare che i soldi vengono congelati e non tagliati, solo che ahimè non ha precisato quello che è stato detto poi dal collega Carnelos, che trattasi poi di spesa non corrente, che è il dramma dei comuni, ma di spesa in conto capitale, che non è il dramma dei comuni. Allora è un modo molto sottile per sottrarre capacità di spesa ai comuni, dicendo in sostanza, in soldoni così possono capire tutti, non preoccuparti, ti tolgo il pane da mangiare ma puoi cambiare macchina. Vabbè, ho capito. O, meglio ancora, ti tolgo i soldi della benzina ma puoi cambiare macchina. E la accendo come la macchina? Come la faccio andare avanti? Questo è quello che ha fatto il governo Meloni, piaccia o non piaccia. Ma è quello che hanno fatto, guardi che quando nell'amministrazione, credo se le ricordi più di qualcuno, 2014-2019 abbiamo avuto i maggiori tagli, inutile far finta di no, lo ha detto anche il collega D'Arè, abbiamo avuto i maggiori tagli, siamo sopravvissuti bene o male, ma se allora si dava la colpa ai governi che c'erano allora, inutile risentirsi se adesso si dà la colpa dei tagli, è ovvio che chi governa taglia, perché anche se non ha letto proprio esattamente tutti, perché se guardiamo poi la spesa dei comuni, sempre nel report della Gabanelli, no? In 5 anni si è saliti, no, dal 2015 al 2024 si è saliti da 52 a 62 miliardi di euro, quindi anche la spesa dei comuni è schizzata, ahimè. Allora, è difficile governare, lo sanno tutti. Chi governa sa che si prende, fra virgolette, anche le critiche degli altri, senza risentirsene, punto. Così è, così era ieri, così è oggi, così sarà domani. No, non facciamo botta e risposta, bisogna prenotare. Adesso do la parola. C'era l'assessore che aveva prenotato, ma adesso non vedo. Allora, se vuole intervenire il consigliere D'Arè. Telegrafico. Allora, è vero che le spese dei comuni, cioè globali, si sono alzate. Peccato che abbiamo un comune che si chiama sempre Roma. Adesso abbiamo il giubileo, naturalmente, spese che fuori portata. Andiamo più giù, abbiamo un comune che si chiama Napoli e mettiamo un velo pietoso, però noi invece siamo nei comuni del nostro grande Veneto in cui non c'è nessun comune che abbia un debito fuori bilancio, a tutti a pareggio. Tutti perfetti. Allora, come mai da noi esiste la famosa Corte dei Conti pronta a vedere anche le pagliuzze e dalle altre parti le travi non le vede?
Poi quei costi di quei comuni vengono tagliati e ripartiti e spalmati sui comuni virtuosi tipo Vittorio Veneto. Chiunque sia l'amministratore ha sempre dovuto fare i conti con la coperta sempre più corta. Allora, se c'è un'identità, diciamo così, veneta, io la rivendico, anche perché non abbiamo bisogno di nessuno, aiutiamo tutti, ma quantomeno non ci vengano qua a prenderci in giro, e questo è quello che serve di più. Grazie. Sì, eccomi. Dunque, non volevo col mio intervento, che ho sottolineato questi mancati finanziamenti, o meglio spostamenti di finanziamenti del Ministero, diciamo, scatenare un discorso, diciamo, su tutto quello che è successo in questi anni. Sì, anche, diciamo, ricordavo anch'io, mi ero anche segnato il discorso dell'IMU, no, che appunto mi ero segnato proprio le cifre. Siamo passati appunto quando è stata applicata quella norma, non so da quale governo, che a questo punto non ha molta importanza, Monti va bene, cioè in pratica a noi resta il 2,4 per mille, mentre allo Stato va il 7,6 per mille. Il totale sarebbe stato nel 2023 3.200.000 e noi sono rimasti 760.000 e allo Stato sono dati 2.400.000. E volevo dire anch'io che poi quando vengono gli industriali a parlare, ci sono le buche delle strade anche nella zona industriale, c'è questo e questo. Però diciamo non volevo, sono stato abile perché ho spostato tutta la discussione sui temi nazionali e sulla variazione di bilancio, nessuno ha fatto osservazioni, quindi, o poche sono le osservazioni. Allora, venendo alle osservazioni che sono state fatte, quello del corale, in pratica, diciamo, nel bilancio approvato a dicembre avevamo messo 60.000 euro per il concorso corale, poi gli uffici ci avevano chiesto altri 15.000 euro circa per andare a 75.000, abbiamo cercato di ammorbidire un po' la richiesta e quindi abbiamo messo 10.000 in più per andare a 70.000, tenendo conto delle spese che c'erano state gli anni precedenti, spese che nel 2023 erano state di 64.000 euro circa. Nel 2024 il totale del capitolo aveva circa 94.000 euro, di cui però quasi 20.000 erano legate alla celebrazione di Eiffel in Casa Grande, quindi alla fine 2-3.000 euro in più, i soldi sono quelli. Ci dicono gli uffici che rispetto al solito ci sono un po' meno domande da parte di un certo gruppo di cori, adesso non so, forse meglio di me il consigliere, e quindi probabilmente ci sarà un risparmio rispetto all'anno precedente, quindi quei 2-3.000 euro nel caso dovessero essere necessari li possiamo introdurre nella prossima variazione, e quindi l'organizzazione va comunque avanti. Sulle altre osservazioni, dunque, va bene, i comuni, questo qui, sì. Sul discorso del quadrilatero, sì, l'assessore Denardi ha raccontato purtroppo, ahimè, tutti i problemi che ci sono sulle manutenzioni degli immobili, sì, la scelta, diciamo, come chiedeva adesso il consigliere Braido che è andato, comunque la scelta non è definitiva su questo tema dell'acquisto eventuale di una parte dell'immobile del quadrilatero, è in relazione alle difficoltà che ci sono, che sono enormi per quanto riguarda appunto gli esercizi commerciali, in relazione anche alle risorse che ci saranno, è un tema che può essere sempre affrontato. Certo, il peso della manutenzione degli immobili è davvero molto pesante e quindi su questo tema, insomma, devo confermare quello che ha detto l'assessore Denardi. Per quanto riguarda il discorso del centro antiviolenza, ci sono 40.000 euro circa in entrata e poi c'è un capitolo corrispondenza in uscita di 20.000, mi suggeriva adesso la dottoressa D'Apparè che una parte di questi soldi sono stati finanziati con i nostri capitoli di bilancio e adesso in pratica quindi tutte il contributo che è stato adesso riconosciuto a gennaio copre anche quella parte di intervento che abbiamo fatto noi. Corrisponde, dottoressa? Questo, no? Esatto. Questo allora mi ci deve aiutare allora l'assessore, sì, mi deve aiutare l'assessore al sociale. Sono altre osservazioni, no?
Ah sì, gli avvocati, esatto. Al punto successivo abbiamo un riconoscimento di un debito fuori bilancio per una sentenza della Cassazione che ci ha, poi come spiegheremo, ci ha obbligato a pagare circa 14.000 euro per spese legali. E queste 14.000 euro in più, che sono un debito fuori bilancio perché non era previsto, quindi vengono coperte in parte con questo stanziamento di 22.000 euro, in parte ci sono delle maggiori spese legali per altre cause che sono in corso che ci chiedono di integrare con altri 7-8.000 euro. Quindi sono sia necessità che sono sopravvenute, sia c'è questo debito di bilancio, fuori bilancio, che è appunto legato alla sentenza della Cassazione, che poi l'assessore Denardi spiegherà meglio. Spero di aver risposto a tutti. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Uliana, prego. Allora, io ho capito che voi avete guardato per il corale a quanto era stato speso nel 2023, ma bene, nel 24 è stato particolare perché c'era chiaramente il discorso di Efrem Casagrande, però è proprio questo che non riesco a comprendere e mi piacerebbe che mi venisse spiegato. Lo trovo, per usare un aggettivo caro all'assessore Dus, curioso. Perché in realtà quando noi nel 23 abbiamo fatto il concorso corale abbiamo appaltato all'esterno tutta una serie di servizi che adesso dovrebbero rientrare in quello che è l'appalto del Teatro da Ponte. Allora io mi sarei quindi aspettata, non solo non avrei voluto vedere un aumento, ma una riduzione della spesa. E intendo dire con questo che mi risulta che al concessionario che collabora con eventi coorganizzati con il Comune spetti la segreteria organizzativa, la comunicazione, il supporto logistico, organizzativo, anche la ricerca sponsor. E invece a carico del Comune i compensi del direttore artistico, del coordinatore artistico, le spese della giuria, del trasporto, il vitto alloggio. Quindi io effettivamente, non avendo la prima parte a cui mi riferivo di spesa, mi aspettavo di vedere un importo diverso e inferiore. Grazie. Vediamo se ci sono altri interventi. Consigliere Carnellos, prego. Ringrazio l'intervento del consigliere D'Alema perché è stato interessante e effettivamente il mio intervento aveva proprio questa finalità, risvegliare un po' la bella addormentata nel bosco, cioè la politica. Vedete, io sono convinto che l'affievolimento dell'elettorato alle urne è dovuto proprio in questo ventennio dalla cesura che c'è stata fra quello che sono i partiti rappresentati in Parlamento e quelle che sono le realtà locali. E il mio intervento iniziale era dovuto proprio al fatto che, e onore al merito al collega Toffoli, perché effettivamente D'Alema dice, io sono un senza partito. Vedete, in questo Consiglio Comunale, quando ha parlato Thomas Toffoli, immediatamente io ho realizzato che parlava Fratelli d'Italia e io, che sono del Partito Democratico, e ironia della sorte, sono i due unici soggetti nazionali rappresentati in questo Consiglio Comunale.
E allora c'è la possibilità del dibattito, del confronto, dello scontro, del crescere l'un l'altro. È vero, Darè ha detto che senza partito, ma siccome è un cavallo di razza, sto aspettando, perché evidentemente qualcosa bolle in pentola. Ed è chiaro che chi ha passione di politica non fa altro che aspettare questo, perché ha citato tanti comuni. Io cito Messina. Il ponte non ci serve proprio qua al nord, E dalla mia parte politica, sicuramente identificata, sicuramente quei soldi non li avremmo messi. Chiaro? Il collega Toffoli dirà invece, giustamente, avrà le sue ragioni, ma il resto muti di tomba. Ecco il vulnus che si è creato con, come si può dire, con ciascuno va dove gli pare. Viene a mancare anche la chiarezza per cui anche i comuni diventano ectoplasmi, perché non si sa. Appoggiano questo, appoggiano quell'altro. E per carità, questa è la situazione, evidentemente una ragione di questo c'è, ovviamente nulla nasce dal caso, nulla non ha una sua legittimazione e una sua giustificazione sociologica. Ma questo, come può dire, depaupera. Se ci pensate, i partiti nazionali fanno quello che vogliono, e qui mi dico quelli di destra, quelli di sinistra, quelli di centro, perché non hanno le antenne nei territori, non ci sono più le antenne in cui gli si dica: "Ciao, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non siamo d'accordo". Ecco la ragione per cui io l'ho detto tante volte, io credo e spero che ci sia un ripensamento e un ritorno ai consigli comunali, piccoli parlamenti in cui le rappresentanze sono quelle che poi votano le leggi finanziarie. E consigliere Darè ha ragione, le finanziarie rispondono sotto il profilo contabile e finanziario a quelli che sono i parametri che Bruxelles dà. Ma Bruxelles non dice dove tagliare. Bruxelles non dice e non mette bocca sulle scelte che ogni singolo paese dell'Unione fa. Immagini cosa succederebbe se l'Europa non ci fosse. E visto che ci siamo, visto e considerato che molti italiani si sono svegliati, e ricordo appunto la manifestazione per l'Europa di sabato, in cui si è affermato, e io ci credo, chiaro, ci si può anche non credere, siamo per fortuna ancora in democrazia e ancora in libertà. Guai se non ci fosse l'Europa e bisogna continuare in quello che fu il disegno di Adenauer, De Gasperi e Schuman. Perché se l'Europa sarà solo un'Europa finanziaria probabilmente fallirà, ma deve diventare un'Europa politica. E allora a quel punto
non saranno i singoli governi, ma saremo noi cittadini europei. E sarebbe bello, è un sogno. Io ormai sono âgé, ho i capelli bianchi, ma il sogno è che i cittadini dell'Europa, prima o dopo spero che si sentano prima cittadini europei e poi italiani, francesi, tedeschi o ungheresi. Grazie. Grazie consigliere, la parola all'assessore Padoan, prego. Spero che si senta, visto che ho un po' di dati da citare. Allora, scusate, mi sentite? Sì, spero di sì. No, rispondo nel merito e nel dettaglio alle richieste della consigliera Oliana riguardo il concorso nazionale corale. Allora, il concorso nazionale corale nel 2024 ha avuto capitolo di uscita di 96.000 euro. Questi 96.000 euro evidentemente sono, tra virgolette, gonfiati dal fatto che vi fosse anche l'esposizione presso Villa Croze dedicata ad Efron Casagrande, e però sottraendo a questi 96.000 euro le spese dedicate alla mostra e le spese dedicate alla comunicazione, ivi incluse le spese vive, noi arriviamo ad un totale di 60.000 euro l'anno scorso spesi per il concorso nazionale corale. Ora noi ne allochiamo 70, tenendo però conto che da un lato vi sono stati, c'è un'aggiunta di premi, c'è piccoli ritocchi in realtà ai rimborsi che erano fermi da parecchio tempo e piccoli compensi, ritocchi di compensi al coordinatore, e inoltre il Comune si deve comunque far carico da capitolato delle spese vive relative alla comunicazione, mentre l'ideazione grafica è in capo al coorganizzatore. Quindi aumentando di queste cifre, noi dai 60.000 euro netti delle spese di comunicazione e della spesa, diciamo così, straordinaria legata all'esposizione dedicata a Efren Casagrande del 2024, arriviamo all'importo che viene previsto qui in variazione. Per cui di fatto dal punto di vista finanziario c'è una piena continuità rispetto a quanto fatto in precedenza. Grazie. Consigliere Oliana, lei ha già fatto 2 interventi. Interventi, le regole valgono per tutti. Sì, sentendo questa cosa del corale, sì, effettivamente non mi suona molto chiara. Se ho capito bene e vorrei capirlo bene, adesso quest'anno il Comune si fa solo carico del vitto e alloggio dei cori, della giuria e del direttore artistico, ok? Come prima. Tutto il resto invece non si fa carico il Comune, ma il gestore, e spendiamo gli stessi soldi? Sì, no, non mi torna neanche a me questo discorso qua. Poi, un'altra cosa, quindi meglio chiarire questo aspetto per cortesia, perché non vado, sì, è meglio chiarirlo. E poi, Assessore, ho visto che purtroppo i costi energetici salgono, e penso, se salgono adesso, penso continueranno a salire anche dopo, penso che serviranno altre variazioni. Ho visto la pubblica che vola. E hai in mente qualche taglio o continuiamo a metterla soldi? Ecco. Non spegnete le luci.
E, ok, c'è il project nel cassetto, non mi rispondete che ci sarà il manager che deciderà poi lui sul project, perché così andiamo tanto lunghi. Comunque è vero, effettivamente le spese energetiche stanno salendo. Chiudere i monumenti, se sindaco, se chiude i monumenti lungo le strade non fa nessun danno, però poi ecco. E un altro suggerimento sulla gestione calore mi risultava, ma non lo so dire se risulta anche adesso, una cosa per cui io mi ero molto arrabbiato, che spendavamo parecchi soldini per le serre comunali di gestione calore, quando sappiamo tutti che non teniamo più un fiore nelle serre comunali. Ma quei 15-16 mila euro di gestione calore servivano comunque per permettere giustamente ai nostri dipendenti a mattina di cambiarsi. Però il suggerimento che mi permisi di dare quella volta è che magari una caldaia per un piccolo locale o una stufetta elettrica sarebbe stata sufficiente. Io non so se continuiamo a spendere tutti quei soldini per le serre comunali, però insomma, se ci sono, assessore, proponga sta soluzione qui. Grazie. C'è un'altra replica di Padoan? Sì. Cercherò di essere più chiaro con degli esempi puntuali. Allora, 2024, concorso nazionale corale, ha avuto uscite per 97.000 euro. Ok, 2024, inclusa la mostra. Sottraiamo la mostra, sottraiamo le spese di promozione degli eventi che comprendono ideazione e spese vive di comunicazione, noi arriviamo a 60.000 euro. Questi 60.000 euro, ieri, prima dell'affidamento della gestione del Teatro da Ponte, che include appunto ora la coorganizzazione, quelle spese ieri erano in capo al Comune, oggi sono in capo al Comune. 60.000 euro e quello è fisso. Ok? Cosa cambia oggi? Che a questi 60.000 euro non dobbiamo più aggiungere le intere spese per la comunicazione, ma esclusivamente le spese vive. Le spese vive per, ad esempio, il tema della diffusione, eventuali stampe. La ideazione non ricade più all'interno dei compiti comunali. In più abbiamo ritoccato, ma si tratta di ritocchi di centinaia di euro, nell'ordine di centinaia di euro, compensi e rimborsi. Rimborsi soprattutto li abbiamo portati da 16.000 euro come plafond a 18.000 euro, che è, diciamo così, il plafond massimo per il rimborso dei cori. Ora, dai 60.000 che avevamo stabilito all'inizio, ovviamente, come diceva giustamente la consigliera Uliana, non si tratta di fare il confronto con quanto veniva in precedenza, ma di fare il confronto di quanto veniva in precedenza, fatte pari le spese che il Comune si assume oggi e si assumeva anche ieri. Da 60.000 si è passati a 70.000 euro. Questi 10.000 euro di variazione sono in parte le spese vive della comunicazione che rimangono in capo all'amministrazione comunale ed in parte questi ritocchi nell'ordine dei 3-4.000 euro in tutto che vanno a toccare un aumento di premio, 2.000 euro in più di plafond rimborsi che erano fermi da parecchio tempo e mi pare 500 euro, vado a memoria, di ritocco in alto per il compenso del direttore artistico. Quindi i conti in realtà tornano in maniera abbastanza chiara. Poi nulla, insomma, si tratta. Poi il rendiconto finale, ovviamente, insomma, sappiamo che questa è la disponibilità, poi vedremo il rendiconto finale. Spero di essermi chiarito e grazie. Bene consiglieri, non vedo altre prenotazioni. Allora possiamo, se ci sono dichiarazioni di voto.
Prego. Allora, per quanto mi riguarda personalmente, io voterò contrario perché non mi è stato assolutamente chiarito, anzi ho trovato decisamente confusa la spiegazione che lei, Assessore, ha dato e trovo abbastanza preoccupante che possa essere equivocato da chi dalla Giunta o comunque da chi si occupa in particolare di questo settore, che è quello di cultura, che possa essere equivocata la parola comunicazione con prodotto di restituzione che è altro. Allora, siccome questo non è stato chiaro, io, ripeto, voterò contrario. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, non vedo prenotazioni, chiudo la discussione. E passiamo al voto. Prego, consiglieri, votate. Chiudo la votazione. La delibera approvata con 12 voti favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Un assente. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego. Chiusa la votazione e passiamo al settimo punto, settimo ed ultimo. Riconoscimento debito fuori bilancio. Relazione all'assessore Denardi, prego. Grazie Presidente. Sì, è la vicenda di cui ha fatto cenno il collega De Antoni in precedenza, che è anche emersa sulla stampa. Il 24 febbraio scorso la Cassazione ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nei gradi di giudizio precedenti e in quello di Cassazione. La vicenda alla base di questa causa è un rifiuto di trascrizione di un riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis del 2022. L'importo delle spese liquidate a favore della controparte, che era rimasta soccommente in primo e in secondo grado, ma vittoriosa in Cassazione, per la quale appunto la Cassazione ha ricalcolato tutte le spese legali, è di quasi 15.000 euro, per la precisione 14.918,24. Una parte di queste spese è in solido con il Ministero dell'Interno e quindi gli uffici stanno verificando in questi giorni se riusciamo quantomeno per questa piccola parte a recuperare gli importi che ci vengono chiesti da controparte dal Ministero dell'Interno. Sarà dura. Sostanzialmente il motivo della causa appunto è il rifiuto dell'iscrizione e del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza, perché il legale di controparte aveva inizialmente prodotto
solo il certificato di non proposto appello rispetto alla sentenza che riconosceva la cittadinanza e non il certificato di passaggio in giudicato come l'ufficiale dello Stato civile del Comune di Vittorio Veneto richiedeva e che sulla base di una giurisprudenza del tempo. Ovviamente questo debito deve in qualche modo entrare all'interno del bilancio e per cui si propone il riconoscimento di questo debito fondato su una sentenza che, essendo di Cassazione, è definitiva. Grazie. Se c'è qualche intervento prima del voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti passo a un intervento del consigliere Carnellos, prego. Ovviamente non ho nulla da dire per quanto riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio, è una sentenza di Cassazione, Roma locuta, causa assoluta. Qui però lasciatemi, sarò breve, perché gli antefatti sono abbastanza interessanti sotto il profilo del grande dibattito fra lo ius sanguinis e lo ius soli. Perché qui davvero è emblematica la vicenda, perché si tratta del riconoscimento della cittadinanza italiana, ius sanguinis, derivante dal fatto che la cittadina brasiliana aveva antenati italiani. E, come si può dire, qual è l'aspetto che secondo me probabilmente in futuro creerà dei problemi? Perché si è talmente enfatizzato lo ius sanguinis che, e ovviamente i relativi benefici che derivano dall'avere la cittadinanza, che nei paesi di immigrazione italiana, gli avvocati, c'è il tam tam per sollecitare i cittadini brasiliani, soprattutto quelli più bisognosi, a chiedere la cittadinanza italiana. E avremo il paradosso che potenzialmente un terzo dei brasiliani potrebbe diventare italiani, pagando le tasse in Brasile e magari fare il viaggio per fare l'appendicite all'Università di Padova. Dico questo così per solleticare un po' le nostre riflessioni singole, perché abbiamo il paradosso che diventano italiani chi non sa neanche dov'è l'Italia, pure in Italia non c'è mai stato, e invece in maniera caparbia e cocciuta la neghiamo a chi è nato qui, a chi è andato a scuola qui, a chi lavora qui, a chi paga le tasse qui. E credetemi, non ha un intento polemico il mio intervento, ha solo la volontà di farci riflettere, anche perché gli errori che eventualmente dovesse fare l'attuale generazione politica e governativa, in realtà ricadrà sulle prossime generazioni. E visto che ho ancora 2 o 3 minuti, provate a pensare
se avessimo in passato favorito per esempio la permanenza in Italia di famiglie che fanno figli e che magari ne fanno tanti, probabilmente oggi non piangeremmo fiumi di lacrime perché le scuole elementari del tal posto vengono chiusi, per il fatto che la tal scuola materna non può sopravvivere perché con 10, 12 bambini le rette non bastano. E guardate, visto che sono un ex insegnante, cominciano già a vedersi gli aspetti negativi per quanto riguarda i perdenti posto, perché se a scuola sono sempre meno, anche l'occupazione di coloro che lavorano a scuola è destinata a diminuire. E ci sono già insegnanti di una certa età che non hanno più il posto, oppure non ce l'hanno più a Vittorio e devono andare a Treviso. Ho in mente ovviamente le scuole superiori. E allora finisco per esortarci tutti a un ragionamento, a usare non la pancia, ma il cervello, la ragione, non l'istinto, perché se usassimo la ragione, o se la classe politica, noi siamo una classe politica minore, l'ho detto prima, sì è vero, la collocazione può essere variegata, ma siamo comunque classe politica e non semplici soggetti che alzano la mano in un consiglio comunale. Ecco, ci spetta anche a noi quella reazione civile per fare in modo di far riflettere le persone che, a torto o a ragione, a ciascuno di noi crede, perché o mettiamo ora degli argini e delle misure per prefigurare il futuro per le prossime generazioni, altrimenti correremo il rischio, magari noi non ci saremo più, ma quelle nuove generazioni diranno: i nostri scellerati predecessori hanno ragionato con la pancia e non col cervello. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Caldart, prego. Ok, no, è troppo di stimolo quello che dice il consigliere Cannellosco questa sera, in una serata di quelle importanti. E allora, rispetto al discorso che ha fatto adesso, che prende con la enfasi con cui lei lo pone poi, c'è però una cosa da specificare, perché teoricamente, anzi diciamo astrattamente, non avrei nulla da obiettare, però lei si dimentica di fare una piccola considerazione e qui mi piacerebbe sapere cosa ne pensa l'assessore al sociale, cioè governare tutte queste possibili richieste, queste possibili implementazione, con conseguente possibile implementazione di cittadini italiani. Lei ha giustamente premesso persone che spesso vengono perché sono persone fragili o in situazioni, diciamo, anche di povertà. Significa non solo avere un numero magari maggiore di cittadini e quindi riuscire a tenere aperte le scuole e ad averla,
però anche ad avere, bisogna considerare i costi correlati, perché proprio perché sono persone che arrivano nella maggior parte dei casi o in gran parte dei casi, come avevo provato a sottolineare anche prima nella mia interrogazione, con fragilità di vario tipo, quando arrivano in un comune come il nostro, la prima cosa che succederebbe sarebbe dover giustamente tener conto delle loro nuove necessità, che molto spesso sono necessità che comportano anche dei costi sociali. Quindi teoricamente, astrattamente il suo discorso non fa una piega, concretamente poi dobbiamo considerare anche la realtà, perché alla fine se aumentano i costi di spesa corrente e soprattutto i costi che sono soprattutto i costi sociali, ovviamente questo potrebbe avere un ritorno positivo sul numero di alunni nelle scuole, ma negativo dal punto di vista poi della sostenibilità. Quindi chiaro che non possiamo banalizzare, però giusto per completezza di quello che ha detto mi pareva insomma di doverci entrare, di dover dare questa specifica. Grazie. Solo per così, intanto entro nel merito, diciamo, del punto dell'ordine del giorno. Ha fatto bene il Comune a resistere, poi è andata come è andata, anche perché ci sono comuni di montagna che hanno 3, 4, 500 richieste di cittadinanza e là si innesca un meccanismo d'oltremare alimentato proprio per portare e per dare la cittadinanza, diciamo, a questi così che portano un cognome ma in realtà sono di terza o quarta generazione. Il problema è che una volta raggiunta la cittadinanza italiana si è cittadini europei e quindi si gira, ma questo problema è arrivato anche in Europa perché come l'immigrazione, diciamo, clandestina, come gli immigrati clandestini che arrivano, diciamo, dalle coste dell'Africa, anche questa è entrata nell'ottica, anche perché, ripeto, le difficoltà dei comuni che all'anagrafe si mette addirittura il sindaco a fare le carte di identità, si trovano a gestire, diciamo, centinaia di richieste, ma soprattutto richieste fatte in maniera puntuale e con avvocati che ci guadagnano. È un business che in questo momento ha fatto bene il Comune a resistere. Sì, mi sembrava di averne fatto due, se ne aveva fatto uno solo. Allora posso replicare? Sì, breve, rimarrò nei tempi, rispondendo al consigliere D'Arè, avevo proprio in mente quei casi quando ho fatto l'intervento. Tenga presente che io la soluzione ce l'ho, ius soli rispetto allo ius sanguinis. Chiaro, so già che lei non è d'accordo. Anche al consigliere Caldart, in realtà certamente che è un problema e che può creare problemi. Tenga presente che sono gli stessi problemi che l'America ha affrontato quando ha accolto i milioni di soggetti italiani. Sono gli stessi che nelle miniere del Belgio hanno affrontato i nostri emigranti, o in Australia. Io sono figlio di un emigrante in Australia e diceva sempre come si trattavano i British. Eravamo la feccia. Ed è indubbio che se creiamo un background culturale di questo genere, chiaro che i problemi vengono e si ingigantiscono e creano proprio quella fragilità o quella superfragilità di cui parlava prima.
è, come si può dire, l'approccio che deve essere diverso, perché provi a pensare, tanto per dire che è vero, potrebbero esserci delle spese sotto un certo profilo, ma potremmo riempire le case vuote che ci sono dappertutto. Potremmo diventare finalmente con più di 30.000 abitanti, che ogni amministrazione di generazione, almeno negli ultimi 30 anni, vanno a contare, a vedere se sono aumentati, e invece. E poi è indubbio, chiaro, è indubbio. Ormai tenga presente che ormai certi lavori noi non li facciamo più. Ma questi chi? Questi chi? Parla lei che li ha avuti, e tanto di cappello. No, per cortesia non facciamo botte e risposte. Tanto di cappello. Ma guardate che o siamo ciechi o non ci accorgiamo che l'edilizia oggi sta in piedi perché i lavoratori che ha e che trova sono quelli. L'assistenza agli anziani, oggi per fortuna, perché altrimenti sarebbe un ulteriore aggravio del sistema socio-assistenziale dell'ASL, sappiamo chi sta provvedendo. E vedete, io sono convinto di una cosa, possiamo dire quello che vogliamo, ma siccome i fenomeni storici, io credo, sono un vicchiano, i corsi e ricorsi storici, così come i greci hanno riempito l'Italia, come i romani ci consideravano barbari. Se voi avete in mente la storia che abbiamo studiato, si faceva la cartina e dall'Emilia in su erano i barbari. E noi invece, da barbari, siamo diventati cittadini prima dell'impero e ora dell'Italia. La stessa cosa, potremmo dire quello che vogliamo, possiamo fare quello che vogliamo, avverrà ancora, proprio perché la storia questo ci dice. Grazie. Allora, vediamo se non ci sono altri interventi, credo. Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, chiudo la discussione. E passiamo al voto. Prego, consiglieri, votate. Votazione chiusa. Votanti 16, favorevoli 16. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego, consiglieri, votate. Bene, chiudo la votazione, hanno votato tutti, 16 favorevoli, chiudo la seduta, grazie a tutti, arrivederci.